Sargo. E 1984. Poi la politica, sempre sull'Ansa.it, scontro fra Conte e Salvini in Consiglio dei Ministri, il decreto sicurezza bis slitta, il Premier tira in ballo anche il Quirinale, il ministro dell'Interno al Premier, fammi capire quali criticità. Così l'Ansa in primo piano, il lancio di agenzia è di stamani alle 4, muro contro muro sul decreto sicurezza in Consiglio dei Ministri, Giuseppe Conte e Matteo Salvini allo scontro e dopo un Consiglio dei Ministri di circa 3 ore, alla fine sia l'esame del decreto sicurezza sia quello del decreto famiglia vengono rinviati in un clima di tensione, ma la Lega non digerisce la fumata nera e chiede l'approvazione del testo con modifiche in un nuovo Consiglio dei Ministri da tenere già in settimana. Il via libera arriverà, assicurano. A riunione finita, da Palazzo Chigi tentano di ridimensionare la portata della lite, assicurando che il clima è sempre stato sereno. Di fatto al decreto sicurezza arriva uno stop da parte del Premier e Conte mette sul tavolo la carta più autorevole per sottolineare le criticità del decreto proposto dal Viminale su migranti e sicurezza urbana. Ci sono i dubbi non solo di Palazzo Chigi, ma anche del Quirinale, del Presidente della Repubblica. Fammi capire quali sono queste criticità, dice a muso duro Salvini a Conte. Il clima si accende, riunione sospesa. Resto qui tutta la notte se serve, dice il vice premier leghista. Salvini, Di Maio e Conte si riuniscono nella stanza del Presidente del Consiglio, verificare le criticità del decreto rilevate dal Premier. Poi Palazzo Chigi annuncia che il Consiglio dei Ministri è finito e il varo del decreto rinviato in attesa di chiarimenti dal Quirinale viene riferito, così l'agenzia ANSA riassume. Mentre in Venezuela si dimette l'ambasciatore in Italia, o meglio si dimette l'ambasciatore venezuelano in Italia Isaías Rodríguez, ribadisce di condividere la causa del presidente Nicolás Maduro ma di non poter più proseguire per le troppe difficoltà nella sua missione, soprattutto finanziarie. Poi c'è la questione della Xylella, Centinaio chiede scusa alla Puglia a nome dello Stato che ha voltato la faccia dall'altra parte, poi la sparatoria a Napoli, Noemi è fuori pericolo. Per quanto riguarda invece la Xylella in Puglia, appunto, l'Europa sa bene che la Xylella è arrivata in Salento, non perché sia arrivata da Marte, ma perché i confini dell'Europa non sono sicuri. La responsabilità dell'arrivo in Salento della Xylella sta in un'Europa che da un lato in alcuni paesi come l'Italia sembra matrigna, permettendo tutto ad altri paesi, ha detto il ministro Centinaio. Se penso che in un porto importante come quello di Rotterdam, in un paese dove pensano di essere più civili di noi, non abbiano fatto un controllo elementare come quello sulla Xylella, significa che ci sono responsabilità ben precise dell'Europa, che forse dovrebbe prestare più attenzione a quei paesi che fanno meno controlli perché devono rispondere a logiche di mercato. Chiedo scusa alla Puglia perché lo Stato, si può chiamare ministeri, regione, politica, magistratura, in questi anni ha voltato la faccia dall'altra parte, ha detto Centinaio, a Lecce dopo il sorvolo in elicottero su 165 km di area infetta da Xylella.
Chiedo scusa non come cittadino, ma come ministro dell'agricoltura e come rappresentante dello Stato italiano. Sembra una regione avvolta da una ragnatela. È impressionante, ha detto ancora il ministro Centinaio. Sorvolando queste aree mi è venuta la pelle d'oca. Più l'elicottero si soffermava su questi alberi, diventati tronchi bruciati, e più mi arrabbiavo. Così il ministro leghista dell'agricoltura Centinaio. Mentre è caos a Vienna, si dimettono tutti i ministri populisti, l'FPR, il Partito della Libertà, nella bufera, crolla nei sondaggi e l'Austria va verso il voto. Fino a giovedì invece in Italia tregua maltempo, le temperature si rialzano e poi c'è un caso in Francia. I giudici a sorpresa ordinano di riprendere le cure di un uomo, Lambert, la decisione dopo un ennesimo ricorso dei familiari contrari alla sospensione dei trattamenti. La Corte d'Appello parigina ha ordinato la ripresa delle cure per Vincent Lambert, tetraplegico in stato vegetativo al centro di una decennale battaglia legale, scrive l'agenzia ANSA. Mentre sul bollo auto le regioni sono libere di introdurre esenzioni fiscali, lo ha deciso la Corte Costituzionale. Si va verso lo stop di Radio Radicale. Roberto Giachetti ricoverato. Prosegue la protesta del deputato PD che dopo 83 ore di sciopero della fame e della sete è stato ricoverato in ospedale. Senza proroga, stop stipendi, dice il direttore Alessio Falconio. Mentre lasciamo l'agenzia ANSA e andiamo a dare un'occhiata come al solito anche all'adnkronos.com. ADN Kronos sull'addio a Niki Lauda, sul decreto sicurezza bis. Criticità e rinvio del decreto, il governo Kurz al collasso e gli scontri a Bologna con Forza Nuova, centri sociali e collettivi contro il comizio del leader di Forza Nuova, Roberto Fiore. Vediamo anche l'agenzia agi.it, poi come al solito andiamo alle pagine Facebook di Salvini e Di Maio. Davvero era obbligatorio far sbarcare i migranti della Sea-Watch, il fact-checking che apre l'agi.it. Il caso della nave è diventato l'ennesimo capitolo di scontro tra 5 Stelle e Lega, nonché tra parte del governo e la magistratura. Come stanno le cose? Mentre il governo austriaco è a pezzi, via tutti i ministri della destra nazionalista, e poi ancora l'Istituto Europeo di Oncologia fa sapere non ci si ammala di cancro per caso o per sfortuna. Le alterazioni geniche alla base dello sviluppo dei tumori sono sempre provocate dall'ambiente esterno alla cellula. Lo conferma uno studio dell'Istituto Europeo di Oncologia pubblicato sulla prestigiosa rivista Nature Genetics. Mentre la destra rischia una frenata alla vigilia del voto europeo, lo scandalo austriaco e l'inchiesta sui finanziamenti a Farage in Inghilterra potrebbero aver deluso molti sostenitori. Così l'Agi in prima pagina. Adesso andiamo alla pagina Facebook di Matteo Salvini, dopodiché vedremo anche quella come al solito di Luigi Di Maio, i due vice premier, per avere il polso dell'alleanza. Matteo Salvini, la notizia più bella di tutte da Napoli, la notizia che tutti aspettavano: Noemi è fuori pericolo, grazie ai medici e al buon Dio, scrive Salvini, la piccola Noemi torna a respirare e a sorridere. Un abbraccio a mamma e papà, viva la vita. E poi ho scoperto in rete la storia di Lazzaro, trovato morente, un cagnolino, dopo essere stato legato e scaramentato giù da un muro di 6 metri da qualcuno che non merita di essere chiamato umano. Con le cure amorevoli dell'oasi del Rendagio è tornato alla vita. Una storia che scalda il cuore. Pene più severe per chi fa del male ai nostri compagni a quattro zampe, sostegno per chi li assiste, sto lavorando su questo, ve ne parlerò mercoledì mattina, scrive Matteo Salvini, che oggi è in Puglia alle 11 in piazza Sant'Oronzo a Lecce. Dopodiché si passa a Ostuni, Brindisi, Gioia del Colle, Bari. Adesso vediamo in dettaglio la giornata di Matteo Salvini, tutta dedicata appunto alla Puglia. Alle ore 11 a Lecce, piazza Sant'Oronzo, e alle 13:30 a Ostuni, in piazza della Libertà. Alle ore 16:30 a Gioia del Colle e chiusura alle 19 a Bari. La giornata pugliese di Matteo Salvini è quella di oggi. Andiamo avanti, vista sulla Sea-Watch situazione incredibile, grazie a Nicola Porro. Sono un minuto di intervento di Nicola Porro su questa questione. Matteo Salvini è un personaggio chiave di questa giornata per due ordini di motivi, perché insomma la prima
questione riguarda i PM e la nave Sea-Watch. Una storia incredibile. Quello il ministro degli interni dice non deve sbarcare, giusto o sbagliato che sia, comunque è il ministro degli interni che dovrebbe occuparsi di queste robe qua. E un PM cosa fa? Fa scendere dalla barca i 47 profughi, i 47 clandestini, oltre i 17 che già Salvini aveva fatto scendere per motivi umanitari. Insomma, in un paese normale questo uno direbbe ragazzi, ma di che stiamo parlando? Per di più è lo stesso PM, patronaggio, che aveva indagato Salvini per sequestro di persone. Allora, vi potesse essere simpatico o antipatico Salvini, ma insomma è normale questo funzionamento dello Stato? Io trovo una cosa incredibile, la primazia anche sulla politica dei confini e dell'immigrazione da parte dei magistrati. Insomma, i magistrati decidono tutto praticamente, anche la gestione della politica di immigrazione, giusta o sbagliata che sia, mi sembra una cosa incredibile. Così Nicola Porro, ripreso sulla pagina Facebook di Matteo Salvini. Poi naturalmente potete rivedere la sua partecipazione ieri sera alla stessa trasmissione Quarta Repubblica di Porro. Io testimonio la mia fede, scrive Salvini con la F maiuscola, salvando vite umane. I morti in mare sono calati del 90%, così come gli sbarchi, e combattendo gli schiavisti e i trafficanti di esseri umani, accogliendo chi ha davvero bisogno ma facendo rispettare regole e confini. Felice del sostegno da parte di tante donne e uomini di chiesa, lavoro per riportare anche l'Europa sulla via della difesa delle sue radici giudaico-cristiane, negate e dimenticate dai burocrati di Bruxelles, servi degli interessi della finanza e dei poteri forti. E sempre dalla pagina Facebook di Matteo Salvini, decreto sicurezza bis per combattere camorristi, spacciatori e scafisti, un fondo per difendere gli anziani truffati, pene più severe per chi abbandona o maltratta animali, telecamere in asili e case di riposo. Nave dell'ONG finalmente sequestrata, comandante indagato per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, si va avanti, grazie per il sostegno. Sono 30 minuti che riascolteremo, postati 12 ore fa. Sulla pagina Facebook di Matteo Salvini, il Catechismo della Chiesa Cattolica dice accoglienza nei limiti del possibile. In certe periferie italiane credo che il limite del possibile sia stato ampiamente superato, e di questo ho parlato sulla 7 ieri a Coffee Break, un'altra mezz'ora. Credo di essere stato abbastanza efficace, dice Matteo Salvini. Di Maio cosa scrive sulla sua pagina Facebook? Lo vediamo subito. Di Maio mette in primo piano, adesso ci arriviamo, sulla sua pagina Facebook: per me il lavoro da ministro finisce quando arriviamo a casa vostra e facciamo tornare il sorriso alla vostra famiglia per dare un futuro più stabile ai nostri giovani. Così si fa il ministro, il resto chiacchiere. Ci vediamo venerdì 24 maggio a Roma, in piazza della Bocca della Verità. Non mancate. E poi ospite alle 9 su Canale 5 stamattina Di Maio, se non vado errato. Dopodiché, se c'è qualcosa di interessante, vediamolo pure. L'intervista stasera Italia. Complimenti a Michela e Federica, due giovani ingegnere campane che hanno elaborato un protocollo per ridurre del 40-60% la dose di radiazioni delle TAC. Può sembrare retorico tessere le lodi dei nostri giovani studenti e ricercatori italiani, ma è un dato di fatto che siamo tra i più bravi al mondo. La notizia è questa: TAC con radiazioni dimezzate grazie a un nuovo algoritmo, premiate due ingegnere italiane, due ingegnere campane. Fin dal primo giorno abbiamo posto al centro della nostra azione la creazione di opportunità per i nostri giovani. Con il Fondo Nazionale Innovazione, dotazione iniziale 2 miliardi che finanzierà chi ha idee innovative come quelle di Michele e Federica, ma spesso manca meritocrazia. Ne abbiamo avuto esempio con lo scandalo Sanità Umbra, che ha coinvolto la giunta del PD, concorsi truccati per favorire gli amici. Interverremo anche su quello, con una legge. Quello dell'emigrazione giovanile è un fenomeno che conosciamo, di esempi ne abbiamo anche tra gli eletti in Parlamento del Movimento 5 Stelle, uomini e donne giovani scappati all'estero alla ricerca di futuro qui precluso, poi tornati in Italia per riprendersi il futuro, scrive Di Maio. E poi c'è una tabellina in prima pagina, sulla pagina Facebook di Di Maio, quanti sono i candidati incompatibili: Fratelli d'Italia 14, Forza Italia 9, Lega 6, PD 4, Movimento 5 Stelle 0. Candidati incompatibili, solo il Movimento 5 Stelle non ne ha neanche uno. E poi sto incontrando tante imprese italiane, scrive ancora Di Maio, le piccole e medie imprese, il cuore del Made in Italy. Il nostro obiettivo è incentivarne la crescita e lo sviluppo tecnologico. Perciò abbiamo creato il portale incentivi.gov.it e il Fondo Nazionale per l'Innovazione
da 2 miliardi, così scrive Di Maio. Adesso noi andiamo a vedere invece le prime pagine dei quotidiani di oggi, partendo dal Corriere della Sera. Il duello finale sulla sicurezza, lo scontro in Consiglio dei Ministri. Nella notte slittano anche le norme sulla famiglia volute dal Movimento 5 Stelle. Dice Conte, ci sono criticità nel decreto sicurezza bis segnalate dal Quirinale, ira di Salvini, poi il rinvio. In primo piano però sul Corriere della Sera c'è anche la Tour Eiffel, sale e minaccia il suicidio, controlli beffati da un uomo che ha scalato a mani nude la Tour Eiffel, riuscendo a beffare la sicurezza. Una volta salito ha minacciato di suicidarsi, è stato salvato dai soccorritori, evacuata la Tour Eiffel, escluso il movente terrorismo. Anche sul Corriere in prima pagina la foto poi degli uliveti di Puglia attaccati dalla xylella, vista dall'elicottero, l'avanzata della malattia che uccide le piante. Sta svanendo il verde tra gli ulivi della Puglia, adesso il colore vira al marrone. L'avanzata della xylella fa paura, è quello che ha visto il ministro delle politiche agricole Centinaio nel sopralluogo effettuato ieri. In 5 anni sarà raggiunta l'intera Puglia, un disastro incredibile. Mentre, lasciata la prima pagina, c'è a pagina 2 del Corriere della Sera lo scontro appunto sul decreto sicurezza. Dice il Premier Conte che le criticità sono state segnalate dal Quirinale, dal Presidente della Repubblica, duello nella notte e poi la mediazione, rinvio anche delle misure per la famiglia. Mentre, sempre dal Corriere della Sera, il retroscena di Marco Cremonesi, che si occupa da sempre di Lega, l'ira del leader del Carroccio Salvini, l'ho corretto, ora deve passare, per me l'iter è chiuso, la Lega resiste sul testo del Movimento 5 Stelle, non ci sono urgenza né coperture sulle misure per la famiglia. Intanto al Viminale ricevuto l'elemosiniere del Papa, il famoso allacciatore di corrente elettrica, il colloquio con il capo di gabinetto, scrive il Corriere della Sera. Una soddisfazione Salvini l'ha avuta. Nel pomeriggio una Škoda grigia, targa vaticana, varca l'ingresso del Viminale. A bordo l'elemosiniere del Papa, il cardinale Krajewski, quello che ha riallacciato l'elettricità nel palazzo occupato, di cui non si parla più. Ne ha dato notizia Formiche.it spiegando che il cardinale è entrato al Viminale per parlare della grave situazione a Lesbo, l'isola di Lesbo. Ministro e cardinale non si sono incontrati, Salvini non era al ministero. L'esponente vaticano ha affrontato la questione col capo di gabinetto Matteo Piantedosi, scrive il Corriere della Sera. È andato lì per parlare di corridoi umanitari per conto della comunità di Sant'Egidio. Mentre a proposito di Salvini, dal Corriere della Sera in cronaca toscana fiorentina, Salvini col rosario irrispettoso e l'opinione di padre Bernardo, abate di San Miniato, una sconcezza usare i simboli cristiani per dividere. Ma c'è anche un altro caso in Toscana, siamo in quel di Pisa, un ritratto di Salvini con i migranti morti e il liceo artistico teme un nuovo caso Palermo. A Palermo la signora insegnante è stata sospesa da un provveditore locale, insomma dal responsabile locale, che oltretutto è un attivista come lei, quindi tutto in famiglia, diciamo così. Da lontano a Roma non sapevano nulla, tantomeno al Ministero dell'Interno. Da lontano il volto del vice premier, da vicino le catombe dei migranti in mare, che sono diminuiti, quindi dovrebbe mancare qualche pixel alla fotografia di Salvini. Ad ogni modo fa discutere l'opera d'arte, niente meno, scrive il Corriere fiorentino, arte realizzata dai ragazzi del liceo artistico Russoli di Pisa ed esposta nella Galleria Gennai. Un collage nel quale hanno scomposto un selfie di Matteo Salvini riassemblandolo con 400 foto di morti in mare e barconi alla deriva. L'arte dell'acqua è il titolo dell'installazione. Alla base una coperta termica di quelle usate per riparare gli aspiranti profughi raccolti in mare. Roberto Martini è il docente che ha seguito il laboratorio di arte contemporanea. Non mi aspettavo questa polemica, dice lui. I ragazzi non mi aspettavo questa polemica, è una frase di un'ipocrisia unica. I ragazzi hanno lavorato liberamente. Quello che non si dice a voce alta fra i corridoi del liceo è che ora si teme un provvedimento disciplinare per lui, un nuovo caso Palermo. Piccoli insegnanti crescono, mentre a proposito di porporati che dicono sì o no all'utilizzo del crocefisso e del rosario in tema di comizi pubblici,
Il vescovo dei migranti si ricrede sugli sbarchi, ha ragione Salvini. Qui siamo sul Quotidiano Nazionale e il vescovo in questione è quello di Ventimiglia, il vescovo Antonio Suetta, che dice no al multiculturalismo. Ma come? 4 anni fa ha soccorso sugli scogli di Ventimiglia i migranti respinti al confine con la Francia e oggi leva la voce contro una multiculturalità, dice lui, da tanti invocata e auspicata per annacquare e sminuire la matrice cristiana dell'Europa. Di più, denuncia un piano ideologico in atto per archiviare l'identità occidentale con trapianti dal di fuori. È impazzito, insomma. Stupisce la lettera per le europee firmata dal vescovo di Ventimiglia Sanremo Antonio Suetta. Un caso di metamorfosi intellettuale, gioviale, sorridente. Il presule si smarca dalle critiche cattoliche al comizio di Matteo Salvini in Piazza Duomo. Trovo normale che un cristiano invochi l'aiuto di Dio della Madonna dei Santi, non vi è nulla di blasfemo, dice il vescovo di Ventimiglia, appunto Antonio Suetta, e chiarisce: sabato sarei andato alla marcia per la vita contro l'aborto, ma mi sono dovuto accontentare di inviare un video prima di accelerare il passo e varcare la soglia del Vaticano per l'Assemblea Generale dell'Episcopato Italiano. Eccellenza, domanda il Quotidiano Nazionale, che fine ha fatto il vescovo eroe dei no border? Non ho cambiato idea sulla solidarietà verso chi si trova in una situazione di bisogno immediato come gli immigrati sugli scogli nel 2015, ma già allora nutrivo perplessità sul multiculturalismo, su una società ridotta a semplice sommatoria di culture ed etnie senza un'identità forte. Fa bene Salvini a tenere il punto sui porti chiusi alle navi delle ONG? Domanda ancora il Quotidiano Nazionale. Premesso che quando le tesi si portano avanti con slogan si rischiano incomprensioni, risponde il vescovo di Ventimiglia, ritengo che un conto sia aiutare il prossimo nell'emergenza. Un altro conto invece, dice il vescovo Suetta, un altro conto è invece organizzare in maniera stabile un'attività di soccorso in mare. Tra i doveri di uno Stato c'è quello di governare i flussi migratori con umanità, verità, senso delle proporzioni. Nell'ottica di una redistribuzione dei migranti fra i paesi dell'Unione è comprensibile che si chieda di indirizzare le navi anche verso altri porti europei o di condividere l'accoglienza con altre nazioni, perché non tutti i profughi vogliono restare in Italia. Quanto all'accoglienza senza se e senza ma predicata dal mondo cattolico, sono certo che la Chiesa ha fatto e fa molto con grande umanità. Rimane il rischio che alcune realtà solidali possano utilizzare il fenomeno migratorio per altri scopi, impoverire l'Africa per lasciarla alla mercé di certi potentati, favorire uno stravolgimento dell'identità europea attraverso l'approdo di masse umane disomogenee. Da qui le preoccupazioni per la tenuta delle radici cristiane in Europa. E non potrebbe essere diversamente, visto che l'Occidente sembra vergognarsi della sua storia, quasi a volerla rinnegare. Domanda ancora il Quotidiano Nazionale al vescovo di Ventimiglia e Sanremo Antonio Suetta, intervistato oggi a pagina 4. Si aspettava le critiche al comizio di Salvini mosse dal gesuita, padre Spadaro, da Famiglia Cristiana, dal segretario di Stato Vaticano Parolin? Le reazioni possono essere variegate, risponde Monsignor Suetta. Chi parla soprattutto per slogan in contesti pubblici lo sa bene. Dal mio punto di vista non trovo nulla di blasfemo o di irrispettoso nel gesto del ministro che si professa credente. Parlava di Europa, ha baciato il rosario, ha invocato la benedizione di Dio e dei santi. È perfettamente compatibile con i convincimenti che dice di avere. Poi ognuno è libero di considerare il tutto come crede, ricordando che è sempre impossibile valutare la profondità delle intenzioni. Ultima questione, scorrendo la sua lettera, tra radici cristiane, difesa dei valori non negoziabili, stigmatizzazione del gender, sembra di essere tornati al pontificato di Benedetto XVI. Ho sempre apprezzato, risponde Suetta, e condiviso profondamente gli interventi di Ratzinger. Ritengo che Papa Francesco non sia da meno nel denunciare le gravi derive del nostro tempo. Lo ha fatto più volte, poi ognuno ha le sue priorità in ragione della sua provenienza e della propria storia. Così il vescovo dei migranti che si ricrede, scrive il Quotidiano Nazionale. Mentre continuando in zona Salvini, dalla Repubblica di Bari, oggi appunto Salvini in Puglia, zona rossa per Salvini fra lenzuoli e proteste. Stasera il comizio del leader leghista a Bari in via Sparano dopo gli appuntamenti a Lecce, Ostuni e Gioia del Colle. In piazza Umberto raduno del corteo antirazzista con lo slogan "Mascheriamoci da Zorro".
Lo storico Luciano Canfora, barese, dice: è una deriva fascista, ma la Puglia saprà difendersi. Salvini è arrivato al Viminale grazie a Renzi, che aveva impedito alla sinistra l'alleanza con i 5 Stelle. Sarei contento se dal PD di Zingaretti arrivassero programmi e risposte concrete. Mentre a proposito sempre di Lega, andiamo alla provincia di Cremona. Ieri Giorgetti era a Cremona per appoggiare il candidato sindaco Malvezzi. Sia Malvezzi no al tacchino Di Maio, dice Giorgetti, tappa al comitato elettorale di Via Verdi insieme ai parlamentari Comaroli e Bossi, ma a tenere banco è il duro attacco al premier Conte. Non è più di garanzia, visita la bottega del liutaio Borchardt, ma è in lista con Galimberti e dice no alla fotografia il liutaio in questione. E poi c'è l'intervista al sottosegretario Giorgetti: insieme per essere utili, altrimenti tutti a casa. Le cattiverie che abbiamo subito dai 5 Stelle non possono diventare una regola di vita. Dopo il voto un chiarimento: siamo leali, ma le cose si fanno insieme. Non ho perso la pazienza, sono così paziente che giro i territori in campagna elettorale e chiarisco che se non partecipo al Consiglio dei Ministri è perché avevo preso altri impegni, l'ho comunicato in anticipo. Detto questo, è chiaro che ogni giorno ci sono problemi. L'importante è non crearceli da soli, altrimenti diventa tutto più complicato. Portiamo pazienza, la campagna elettorale è fatta anche di cattiverie che però non possono diventare regole di vita. La stabilità è utile se serve a fare, se ha come unico fine rimanere incollati alla sedia e non far nulla, non serve a nessuno. Quando si hanno responsabilità di governo bisogna sempre fare ciò che è nell'interesse del paese, dei lavoratori e delle imprese. Un giorno dobbiamo chiederci se stiamo facendo un lavoro utile, ma se ad un certo punto riteniamo non ci siano possibilità in quella prospettiva, allora dobbiamo riconoscerlo. Nel dar vita al governo, dice ancora Giorgetti, alla provincia di Cremona, la Lega ha fatto un grande sforzo anche in termini di creatività. Ricorderete la situazione uscita dal voto del 4 marzo 18. Il presidente Mattarella non riusciva a mettere in piedi un governo che era però indispensabile. Noi lo abbiamo fatto coi 5 Stelle. Nessuno di noi lo avrebbe ritenuto possibile in campagna elettorale. Ci siamo basati su un contratto di governo che rimane in vigore finché è rispettato. Noi non siamo di quelli che non rispettano i contratti, intendiamo mantenere fede al nostro impegno. Lasciamo la provincia e andiamo brevissimamente, adesso ancora in cronaca, a Palermo con la Repubblica. Qui a parlare è un magistrato, poi parlamentare, adesso si è riverniciato come presidente di una illustre fondazione che si richiama Falcone, Giuseppe Di Lello, critica il ministro degli interni Matteo Salvini, gli addebita addirittura un'emergenza democratica, la responsabilità, ma ne rivendica l'invito alla manifestazione di giovedì per commemorare la strage di Capaci, perché il caso Montante, l'ex presidente di Confindustria, sotto accusa di mafia, dimostra che quando sono state assegnate patenti di antimafia si è fallito clamorosamente. Così l'ex giudice istruttore del pool antimafia Giuseppe Di Lello, già senatore ed eurodeputato di Rifondazione Comunista e ora nel direttivo della Fondazione Falcone, che dice: spero che nessuno rimuova gli striscioni contro Salvini, il dissenso è anima della democrazia, ma comunque bisogna sempre rispettare l'istituzione Ministero dell'Interno e quindi Salvini giovedì ci sarà. Non si può non invitare il Ministro degli Interni al ricordo della strage di Capaci, dice addirittura il magistrato e senatore comunista. Mentre a proposito di comunisti, un intellettuale comunista napoletano importante, Biagio De Giovanni, riflette sugli ex del Partito Comunista che tradiranno i 5 Stelle, alla fine voteranno Lega. Salvini è diventato un capo politico di massa e il Carroccio è stato reinterpretato in chiave nazionale dai suoi leader. Il sonno della ragione genera mostri. Ora però è il caso dell'Italia. Nel caso nostro si vedono solo le teste, spesso i mostri a 2 teste dei dipinti fiamminghi. Svettanti su tutto, parlano, si sente il cicalare assordante fino al punto limite dove si perde il senso delle parole e il linguaggio diventa un mostro che emette suoni. Così Biagio De Giovanni, il sonno della ragione, una ragione immediata. A proposito di Salvini, inizia da lì il discorso. In questo momento ha una propaganda efficace, riempie le piazze, eccetera. Piccola pausa. Ciao Ruspa, come butta? Guarda che sei in onda. Donare il 2 per 1000 alla Lega è importante per i progetti di Matteo Salvini? Sì, la gente lo sa. Sa pure che D43 è il codice da scrivere sulla dichiarazione dei redditi. Sì, D43, lo sa. E che se lo dice al suo commercialista fa tutto lui.
Bravo Ruspa. D43 è una sigla importante. Serve a dare più forza ai progetti che Matteo Salvini vuole realizzare. Quest'anno il 2 per 1000 donalo alla Lega di Matteo Salvini. Dillo al tuo commercialista. Donare il 2 per 1000 alla Lega è un'ottima azione. www.2per1000lega.it. Messaggio per tutti gli imprenditori, gli artigiani, i commercianti, i liberi professionisti. Hai un'attività? Dei prodotti da promuovere? Prova la pubblicità sulla nostra radio. Radio Padania ha preparato per te una grande promozione per aiutarti a sostenere la tua attività a tariffe davvero straordinarie. Informati, vedrai che si può fare. Mandaci una mail all'indirizzo spot@radiopadania.net. Con Radio Padania si può fare. Torniamo in questo alla chiacchierata del quotidiano La Repubblica siamo al Corriere del Mezzogiorno con Biagio De Giovanni. Una ragione immediata dell'efficacia di Salvini è che Salvini è l'animale capo italiano in questo momento, è quello che il popolo ogni tanto cerca e lo trova per poi pentirsene. Non mi sorprende, è un chiaro talento politico. Ce l'ha, è riuscito a convogliare su di sé il consenso con 2-3 gesti semplici, da chiudere i porti ad avere nemici, a battagliare per la legittima difesa. In un clima di incertezza, di vuoto di idee, è diventato un capo politico di massa in grado di riempire la piazza, altri in giro non ce ne sono. Quanto al consenso al sud, non era così scontato, ma anche in questo caso quello che a noi appare impossibile, perché ci ricordiamo la Lega Nord, per di più non lo è. Salvini ha reinterpretato la Lega in chiave nazionale. In breve tempo i nemici hanno unificato il consenso. Questi fenomeni morbosi si verificano in momenti di vuoto. È accaduto in passato, accade oggi. 5 anni fa c'era Matteo Renzi, ma Renzi e Salvini non sono la stessa cosa, dice ancora De Giovanni. I tempi e i temi di Renzi erano diversi, legati alla rottamazione. Era comunque una lettura del rapporto popolo-elite. Ora il divario è molto più profondo e il fenomeno è lungo e problematico, dice ancora De Giovanni, interpellato appunto dal Corriere del Mezzogiorno. Mentre sul Tempo di Roma l'apertura di Franco Bechis, il direttore, ha preso più profughi Salvini delle ONG. Il ministro dell'Interno da mesi collabora con ONU, CEI e Sant'Egidio, aprendo corridoi umanitari, già arrivati in 300 che scappano dalle guerre, ma preferiscono farsi abbindolare dalla Sea-Watch. Come è accaduto in precedenti puntate, i 47 migranti trasportati dall'ennesima barca di ONG che raccoglie dagli scafisti quei poveracci si sono trasformati in un atto d'accusa nei confronti di Salvini, senza cuore, razzista, fascista. Non è finito in prima pagina invece il fatto che da mesi il Ministero dell'Interno ha aperto con discrezione corridoi umanitari con la Libia, andandosi a prendere i profughi a Tripoli e Misurata, con la collaborazione non di chiassose ONG, ma della Conferenza Episcopale Italiana, vedi appunto l'elemosiniere famoso, il cardinale elettricista che ieri è andato lì proprio per i corridoi umanitari, Comunità di Sant'Egidio, Conferenza Episcopale e al momento anche l'Unione delle Chiese Evangeliche che stanno lavorando col Viminale proprio per i corridoi umanitari. Già al momento con 3 voli, 2 allestiti grazie alla carità di queste organizzazioni, 1 a spese del Ministero dell'Interno, sono stati portati in Italia, garantiti da protezione umanitaria e rifugiati in apposite strutture, più di 300 migranti, accolti di volta in volta negli aeroporti di Pratica di Mare e Fiumicino, dallo stesso Salvini o dai 2 sottosegretari leghisti all'interno, Nicola Molteni e Stefano Candiani. 300 profughi a cui l'Italia ha aperto le porte, un numero che supera nettamente le vicende dello show finite in prima pagina grazie all'abile regia dei professionisti di 2 o 3 ONG disposte a violare qualsiasi norma pur di sfidare il loro uomo nero, il ministro dell'Interno italiano. Dunque, osserva Franco Bechis, non è vero che in Italia i porti e gli aeroporti sono chiusi ai migranti. Via mare ne sono arrivati comunque 1265. Come sono false molte delle cose che ogni giorno finiscono in primo piano sui media. Si pensi al ritratto che quasi tutti hanno fatto del nuovo prefetto di Roma, Gerarda Pantalone. Si è scritto che era la fedelissima di Salvini nella battaglia contro i migranti e per le porte chiuse, e che per questo un mezzo consiglio dei ministri, 5 Stelle, aveva alzato barricate contro la sua nomina. Sapete qual è l'ultimo atto ministeriale che porta la firma della dottoressa Pantalone da dirigente del Dipartimento Immigrazione del Viminale?
la firma di un protocollo di intesa 3 maggio sull'apertura di corridoi umanitari per accogliere in Italia 600 rifugiati da Etiopia, Giordania e Niger, che si cumulano a quelli già accolti da questi e altri paesi, e fino a aprile 147 somali a fine aprile. La firma della Pantalone campeggia a fianco di quella di Monsignor Stefano Russo per conto della CEI e del professor Marco Impagliazzo per la comunità di Sant'Egidio. Quindi la faccia feroce che si disegna a Salvini non è poi così vera e l'Italia continua davvero a essere un paese accogliente nei confronti di chi scappa da guerre e persecuzioni e quindi ha un diritto naturale di asilo. Peraltro queste intese si appoggiano tutte al lavoro dell'UNHCR, l'Alto Commissariato dell'ONU, che in Libia verifica nei campi profughi chi ha più diritto di altri di essere portato in Italia. È un film assai diverso da quello che viene raccontato e giovedì ne arriveranno altri. Ma se c'è Salvini di mezzo, fioccano le fake news sui grandi giornali. Gli hanno fatto sospendere una professoressa di Palermo nei giorni scorsi per punirla di un filmato realizzato dai suoi studenti e il ministro nulla c'entrava con questa storia. Ieri si sono inventati la sua ombra sulla sospensione 2 giorni di una professoressa di Catania punita perché avrebbe letto in classe pagine del diario di Anna Frank, una cosa quasi nazista. Peccato che fosse inventata di sana pianta. La prof è stata sospesa per aver dato, come si faceva un tempo, uno scapaccione a uno dei suoi alunni e non si può fare. Vero, conclude Franco Bechis, che Salvini ogni tanto crea casi da sé, parlando un po' in libertà, ma da un mesetto e più gli stanno rovesciando addosso di tutto e di più, esagerando o inventando di sana pianta ciò che serve a disegnare l'uomo nero, metodo già visto in altri tempi verso altre persone, ma assai sciocco. È quel che ci vuole per farne una vittima agli occhi dei più, pronti a prendere le sue difese dal troppo nell'unico modo che è loro possibile, cioè nelle urne, scrive Franco Bechis. Chiudiamo su un altro tema, sempre rimanendo in orbita Lega e ciò che interessa la Lega. Non passa l'intesa sull'autonomia, dice il ministro Di Maio, è scritta male, niente fretta. Stefani, la ministra delle autonomie e delle regioni, porta il dossier in Consiglio dei Ministri, muro di gomma dei 5 Stelle, sottolinea soprattutto il Corriere del Veneto. Mentre torniamo brevemente all'edizione nazionale del Corriere della Sera, giusto per segnalare il pezzo di Fiorenza Sarzanini che fa il punto sulla questione della nave Sea-Watch, la Sea-Watch 3, mai lo sbarco, la linea del ministro, ma la procura ha beffato l'ordine. Il comandante della Sea-Watch minacciava di forzare il blocco. Una volta a Lampedusa è scattato il sequestro della nave con la Guardia di Finanza. Il comandante della nave è denunciato per favoreggiamento dell'immigrazione, scrive il Corriere della Sera, mentre in Umbria la presidente Marini PD si dimette di nuovo, ma si dichiara un capro espiatorio, l'addio della governatrice umbra è indagata, strascico di polemiche nel partito per la vicenda gestita male. Vanno a processo invece papà e mamma Renzi, accertamenti sui soldi, scrive la Repubblica in cronaca fiorentina. Tiziano e la moglie deporranno in aula l'8 luglio sulle presunte false fatture. Sono sotto accusa con l'imprenditore Luigi D'Agostino, che c'entra anche nella storia del Tribunale di Trani, come abbiamo visto, per 2 fatture che la procura considera false. E ieri, alla seconda udienza, il pubblico ministero ha sentito alcuni testimoni che hanno fatto il punto sulla questione dei genitori di Renzi, poi lo vedremo sulla Verità. Intanto, questa è interessante, la racconta Repubblica in cronaca di Bologna, il prete che apre la chiesa alla comunità islamica e dice sia lodato il diluvio. Niente male, che non è il diluvio dell'arca di Noè, ovviamente, ma è un'altra roba. Sabato alla barca, alla cena dell'Iftar, si è trasferita in parrocchia. Don Tommaso dice cerchiamo soltanto di far circolare un po' di aria buona. Benedetta la pioggia, io pregavo che diluviasse. Così Don Tommaso ci ha ospitato in parrocchia ed è stata una serata ancora più bella, magnifica. Hamadi Muntassir, 52 anni, è il presidente dell'associazione Centro di Cultura Islamica sotto i palazzoni di Via Rigola alla Barca, dietro a quello che i residenti chiamano Treno. La minuscola sala di preghiera e la parrocchia di Sant'Andrea distano 300 passi l'una dall'altra. Finora cattolici e islamici non si erano mai davvero visti. Sabato sera, mentre a mezza Bologna malediceva il maltempo e la pioggia scrosciante, alla Barca 200 persone, tra couscous, verdure e zuppa, benedicevano il diluvio che le aveva fatte incontrare. Che bella storia. Mentre
Lasciamo le cronache locali, torniamo brevemente al Corriere della Sera. In primo piano c'è anche un'intervista che ci porta sul caso di Google, Trump e Huawei. Google segue Trump e taglia Huawei, bloccati alcuni servizi nei nuovi modelli. L'industria tecnologica americana si allinea al divieto imposto per decreto dal presidente Trump. Tagliate le forniture alla Huawei. Nella serata di ieri il Ministero del Commercio ha concesso una proroga di 90 giorni. La stretta scatterà dunque tra 3 mesi, ma Google ha preso l'iniziativa. Ai nuovi telefonini costruiti dalla società cinese verrà interdetto l'accesso alle app collegate al sistema Android. Per i vecchi utenti non cambierà invece nulla. Chi comprerà da oggi uno smartphone o un tablet Huawei potrà contare solo sulle funzioni di base di Android, quelle libere in open source. I servizi esclusivi come la posta Gmail e le cartine satellitari Google Maps non saranno più disponibili. Siamo trasparenti e affidabili, dice Catherine Chen Lifang, vicepresidente di Huawei. Abbiamo provato a parlare con Washington, si rifiutano. Gli Stati Uniti dovrebbero presentare prove a sostegno delle loro accuse. Huawei prende le sue scelte senza interferenze da parte del Partito Comunista. Posso assicurare che i router di Huawei non contengono backdoor. A proposito di economia, da Milano Finanza, Carlo Toto, che patron dell'omonimo gruppo abruzzese che gestisce anche le autostrade, punta al 30% di Alitalia, scrive a Ferrovie aprendo a un ingresso nella cordata, nel capitale con Delta e Ministero dell'Economia, sul piatto fino a 400 milioni, mentre sempre dal quotidiano economico e finanziario Milano Finanza c'è da segnalare un articolo di Vittorio Darold sull'Austria e la Russia, i rapporti tra l'ex vice cancelliere Strache e gli oligarchi russi, in un video i legami Vienna-Putin. In Austria salta, per un filmato che mostra i legami tra l'ex vice cancelliere Strache e gli oligarchi russi, il governo di coalizione tra democristiani e la destra nazionalista dell'FPÖ, gli eredi di Jörg Haider, morto in misterioso incidente d'auto in Carinzia. Un governo innaturale, formato da 2 formazioni che guardano a ideologie politiche, la prima quella dei democristiani, dottrina sociale della Chiesa Cattolica, la seconda quella dei liberal nazionali dell'FPÖ, che già raccoglievano i voti dei nostalgici dell'Anschluss. I cristiano-sociali austriaci guardano alla Berlino della cancelliera Merkel, l'FPÖ guarda a Putin, alla Russia, scrive Darold. Invece, tornando al Corriere della Sera, segnalo rapidissimamente un'accusa che cade per il campione della motociclismo Max Biaggi. Non ha evaso le tasse, viene assolto dopo 7 anni di accuse. A Roma per il giudice il fatto non sussiste. Residenza a Monte Carlo e incarichi a società estere per non pagare le imposte. Erano le contestazioni, niente è vero. Poi c'è l'altro caso dell'insegnante sospesa, non perché ha letto il diario di Anna Frank, ma perché prendeva a schiaffi l'alunno. E questo non vale la pena neanche parlarne, mentre sempre dal Corriere della Sera la storia di Michela e le etichette del DNA per bloccare le frodi sui prodotti. Un'altra ricercatrice italiana, una scienziata italiana che ha avuto un'intuizione, è stata premiata come innovatrice europea. Michela Puddu è cofondatrice e amministratrice di Elixa, una spin-off del Politecnico di Zurigo, ha fatto il master lì, è tra le 4 vincitrici del premio dell'Unione Europea per donne innovatrici. Sua l'idea di etichette antifrode fatte di DNA per tracciare i prodotti. Con il riconoscimento ha ricevuto 50.000 euro nella classe Under 35. E rimaniamo alle cronache con Genova. Entra in porto il cargo contestato per le armi saudite, la protesta dei camalli, qui non imbarcherà altro materiale bellico, ma per il presidente Toti le proteste danneggiano lo scalo. Prima di Genova la nave saudita Yanbu avrebbe dovuto fare tappa nel porto di Le Havre. In Francia la notizia ha provocato il boicottaggio dei portuali e le proteste dei pacifisti. Con questo lasciamo il Corriere della Sera. C'è una cosa curiosa in cronaca milanese: se ti occupano la casa, tu compagno non sei contento, se occupano la casa di qualcun altro invece va bene, se ti occupano la tua e sei compagno, no. Il compagno Fo si è un po' incazzato perché hanno occupato sabato scorso, durante il comizio di Matteo Salvini, un collettivo sedicente antifascista ha occupato lo stabile di via Bordighera 2, che ha ospitato le sale prove della compagnia Dario Fo e Franca Rame. Dice il figlio Jacopo: è strano fare antifascismo colpendo chi dai fascisti ha subito violenze e soprusi, è la risposta
appunto del figlio di Dario Fo e Franca Rame. Mentre l'ex sindaco leghista di Legnano sotto accusa Fratus nega ogni addebito, ha presentato una memoria con la quale nega ogni addebito, ha spiegato che si sarebbe trattato di nomine dirette e non di concorsi pubblici. Posto ai domiciliari con l'accusa di turbativa d'asta e corruzione per 2 nomine dirigenziali in comune e in una municipalizzata, Fratus è anche accusato di avere concesso un posto alla figlia di un candidato alle passate amministrative in cambio del suo pacchetto di voti. Il GIP deciderà entro 5 giorni, scrive il Corriere della Sera. Dal Corriere della Sera poi Milano sul podio delle città virtuose per gestione dei rifiuti, sharing, rete idrica, e la differenziata salva 3 milioni di metri cubi all'anno. Milano sbaraglia tutte le città italiane e conquista il primo posto per sostenibilità economica. La città è virtuosa nell'utilizzo dei trasporti pubblici, diffusione del car sharing, efficienza della rete idrica, raccolta differenziata e riciclo dell'usato. Così il Corriere della Sera. Dal Corriere ancora, da segnalare una iniziativa culturale, il canto per Francesca alla Casa della Memoria di Via Confalonieri, giovedì alle ore 18:15, dopodomani, per raccontare chi era Francesca Morvillo, la moglie di Giovanni Falcone, uccisa anche lei a Capaci nel 92. Musica e letture sceniche per la prima magistrata assassinata dalla mafia. Giovedì saranno 27 anni dalla strage di Capaci. Strage di mafia, mandante Riina, vittime Giovanni Falcone, sua moglie Francesca Morvillo, i 3 uomini della scorta, saltati in aria, morti subito, tranne lei estratta ancora viva dall'auto. Ancora cosciente, dov'è Giovanni? Le ultime parole rivolte al marito, morirà poche ore dopo in ospedale, unico magistrato donna assassinato da Cosa Nostra. Si ricorda appunto alla Casa della Memoria, via Confalonieri, 14 Milano, giovedì 23 alle 18:15. Lasciamo il Corriere della Sera e andiamo invece a dare un'occhiata al giornale. AMSA e società partecipate nel mirino della procura per le indagini sugli appalti, e a Legnano il sindaco si difende, appunto, nomine nell'interesse della città. Le indagini dell'antimafia sul giro di tangenti e appalti pilotati vanno avanti a pieno ritmo, i PM puntano sulle partecipate, le società Fiorello Chiello del Comune di Milano, in particolare AMSA, che vede indagati alcuni funzionari. Non si tratterebbe di poche mele marce, ma di una completa mancanza di controlli e di un diffuso malaffare, di cui la società potrebbe essere chiamata a rispondere. Anche Metropolitane Milanesi, che non ha dipendenti agli arresti, compare spesso nelle carte e agli atti a proposito di commesse andate a personaggi sospetti e feste a cui partecipano fianco a fianco manager e appaltatori. Questo per l'indagine appunto scoppiata l'altra settimana. Mentre da segnalare rapidamente un'intervista sulla Repubblica in cronaca di Milano alla caposala dello IEO, tanti anni passati con il professor Umberto Veronesi, mi ha insegnato umanità con i malati, mi ha dato speranza quando sono diventata sua paziente. Le fu diagnosticato anche a lei un tumore al seno. Gina Rubio è stata caposala della senologia dell'Istituto di Veronesi dal 97 per 13 anni. Invece la provincia pavese ci racconta la storia di Carlo, vivere e morire in strada a Pavia, un malore lo stronca nel giaciglio che occupava da anni all'Agenzia delle Entrate. Qualche giorno fa chiamata un'ambulanza, ma aveva rifiutato il ricovero. Il suo cuore ha cessato di battere in quel giaciglio che per 10 anni era diventato la sua casa. Carlo, il clochard gentile che tutti in città, in Viale Campari a Pavia, conoscevano e rispettavano. Non ce l'ha fatta, di lui si sa poco, anche l'età è incerta. Invece da Genova, sul secolo XIX, la questione dell'amianto, colpo di spugna in Cassazione, tutti prescritti i dirigenti delle aziende. La procura pronta a chiudere le inchieste sui manager accusati della contaminazione degli ambienti di lavoro e delle morti. Una sentenza di Cassazione potrebbe cancellare lo sforzo con cui la procura di Genova ha riaperto procedimenti giudiziari su 250 morti di amianto. Secondo la Cassazione, chiamata a decidere sulle vittime di mesotelioma avvenute presso gli stabilimenti di Pirelli di Torino, il reo, in questo caso ex manager imputati per la contaminazione e la morte di ex dipendenti, ha diritto a essere giudicato con la legge più favorevole e dunque anche a beneficiare della prescrizione più favorevole. Nel caso delle morti causate dall'amianto, avvenuto presumibilmente in gran parte fra gli anni 70, 80 e inizio 90, le norme approvate nel tempo hanno raddoppiato la prescrizione dei reati, portandola da 7 anni e mezzo a 15. L'applicazione della versione più garantista
necessaria secondo i giudici, perché non è possibile individuare il momento in cui si è consumato il delitto, avrebbe come effetto l'archiviazione di quasi tutte le indagini in corso. Mentre per i fatti di Piazza San Carlo, la finale di Champions League, ricorderete a Torino, il quinto uomo dello spray dovrà aiutare i disabili per 3 anni. Piazza San Carlo messa alla prova per il rapinatore minorenne Aymen H. Aiuterà i disabili per riscattarsi socialmente dagli errori commessi in Piazza San Carlo e per osservare da vicino e comprendere le enormi difficoltà che è costretto ad affrontare chi sa di non poter contare al 100% sul proprio corpo, stesse difficoltà con cui devono fare i conti le persone che ancora oggi portano addosso i segni della sfortunata serata di Champions League. Sempre da Torino, ma dalla Stampa, case, chiese e bocciofile, caserme e Vespasiani nel patrimonio di Torino. È l'elenco dei beni che appartengono all'amministrazione. Alcuni edifici sono gestiti da realtà con finalità sociale, ma 48 sono vuoti. 5.127 gli immobili censiti a catasto e che fanno parte del patrimonio comunale. 601.000 l'affitto annuo pagato dai vigili del fuoco per il comando di Corso Regina Margherita, 6.900 il canone per 12 mesi versato dalla radio dell'antagonismo per i locali di Via Cecchi, 23 i parcheggi di proprietà del comune, insomma il patrimonio immobiliare torinese, oltre 1.100 edifici, appena 20 milioni per la manutenzione. Si potrebbero usare meglio. A proposito della Stampa, vediamo l'apertura in prima pagina. Lega, Salvini si prepara alla crisi, è il titolo appunto d'apertura della Stampa. In forse il viaggio a Washington, flat tax e autonomia il banco di prova, l'ira di Conte, grave dubitare di me. E dopo le accuse di Giorgetti al Premier, Salvini progetta il post elezioni. Il Consiglio dei Ministri si svuota di contenuti. La Stampa vede la crisi. Mentre appalti per 700 milioni alla società vicina alle cosche, dalla prima pagina della Stampa il pezzo di Giuseppe Legato e Gianluca Paolucci, l''ndrangheta sulle rotaie, 700 milioni di appalti alla società vicina alle cosche, la Segeco nei cantieri delle metro di Torino, Milano e Roma e nella manutenzione della rete RFI. Il proprietario è in carcere per riciclaggio, ma per evitare lo stop i contratti sono passati ai fratelli. L'azienda gemella ha lo stesso nome e la stessa sede. Fino a un anno fa era una scatola vuota. I reati contestati avrebbero fatto scattare le interdittive antimafia per i lavori pubblici, mentre 347,9 è il valore in milioni di euro dell'appalto di Segeco con Rete Ferroviaria Italiana per la manutenzione della rete. 105 i dipendenti della vecchia Segeco passati in blocco alla nuova società. I fornitori di una delle aziende impegnate nei lavori della metro di Torino hanno ricevuto venerdì la comunicazione che la Segeco ha preso in affitto il ramo d'azienda della precedente società nella quale rientrano i lavori. Ragione dello scambio, che non è scritta nella lettera, l''ndrangheta. Segeco è una società veneziana, esiste dal 29, specializzata in lavori ferroviari, sede a Mestre, più di 100 dipendenti, appalti per 700 milioni di euro su rete ferroviaria e metropolitane. Il suo direttore tecnico e amministratore Federico Semenzato. Da marzo in carcere, alta sicurezza per riciclaggio, quote societarie sotto sequestro. Secondo la procura, con le sue imprese faceva da cartiera per una cosca dell''ndrangheta di Crotone, i Grande Aracari. Anche la Segeco nuova ha sede a Mestre, stesso indirizzo, e invece è stata fondata nel 2014. Fino a luglio dello scorso anno, quando prende in affitto il ramo d'azienda della lettera, è poco più di una scatola vuota con 0 dipendenti, poche migliaia di euro. Il ramo d'azienda preso in affitto è tutta la vecchia Segeco, i 105 dipendenti, i contratti, i fornitori. Lasciamo la Stampa, anzi dalla Stampa vi segnalo brevemente per la pagina della politica il decreto sicurezza, via i poteri al PM che indagò Salvini per la nave di Ciotti, le competenze sui migranti vanno alle procure di Catania e Palermo, esclusa quella di Agrigento guidata dal procuratore Patronaggio. Il magistrato di Agrigento appunto che aveva già indagato Salvini, questo sarebbe nel decreto sicurezza, mentre sempre dalla Stampa ci sono 10 punti, 10 dossier bloccati dallo scontro nel governo. All'Italia, autonomia, il decreto crescita, giustizia, conflitto di interessi, Paolo Savona che si è dimesso da ministro e la sua delega è passata ad interim al Premier, le province, lo sblocca cantieri, il treno ad alta velocità, i vaccini, tutti i fronti aperti.
Dalla Stampa poi vi segnalo anche un altro articolo, un viaggio nella Apple Academy di Napoli, nuove imprese grazie ai fondi europei, la struttura nella periferia della città è la seconda al mondo, la prima in Europa. Quest'anno formerà 380 professionisti, sono i giovani sviluppatori di app. L'edificio è stato realizzato anche grazie a 100 milioni di risorse arrivate da Bruxelles. Il nuovo edificio, oltre alla Apple, ospita gli studenti di astrofisica. Lasciamo la Stampa però per andare alla Repubblica. Anche Repubblica canta il De Profundis, capolinea Italia, quasi 3 mesi di immobilismo, Giorgetti duro coi 5 Stelle. Dopo il voto deve cambiare tutto, dice Giorgetti in Consiglio dei Ministri, scontro su migranti e sicurezza. Il Vaticano sempre più voci contro Salvini. Il Papa lancia il sinodo su fede, politica e impegno. In morte di un governo, l'epicedio, il canto funebre di Stefano Folli. Chi salva il nostro onore? Senza punto di domanda, Luigi Manconi, il compagno, il marito di Bianca Berlinguer, ex senatore. La portavoce italiana di Sea-Watch, Giorgia Linardi, salva il nostro onore. Mentre Trump e Google firmano il patto contro Huawei, se ne occupa Federico Rampini. Ricordate Chimerica o Chimerica? Il neologismo fondeva China più America. Fu di moda in un'epoca in cui sembravano avviate a diventare una cosa sola sul piano dell'economia e della finanza. L'epoca si è chiusa e non tornerà più. Sta succedendo ciò che molti consideravano impossibile. I dazi di Trump sono l'acceleratore di un divorzio che cambierà le mappe del nostro futuro e avrà conseguenze anche sull'Europa. Trump può perdere le elezioni nel 2020, ma quei democratici che oggi lo sfidano sono ancora più duri di lui con la Cina. La resa dei conti a tutti i livelli. Le maggiori multinazionali americane stanno rivedendo i loro piani cinesi e la loro dipendenza da quel mercato di sbocco o da quella base produttiva. L'ultimo caso Google, che nega il proprio software alla Huawei, colosso telefonico. L'azienda americana preferisce perdere un grosso cliente cinese piuttosto che esporsi al suo spionaggio tecnologico e alle sanzioni del governo federale. Casi come questo si stanno moltiplicando. Non è ancora una fuga precipitosa. Gruppi come Apple, Boeing, General Motors hanno fatto affari fantastici in Cina, vi hanno prodotto per anni a basso costo, ridimensionano a malincuore la loro dipendenza da quel mercato e da quella fabbrica, ma tutti stanno cercando alternative. È la fine di un pezzo di storia della globalizzazione che è durato almeno un quarto di secolo. Tramonta anche un certo ordine mondiale. Finché tra Washington e Pechino prevaleva la convinzione di avere molto da guadagnare, dividendosi i ruoli, il loro rapporto generava stabilità. Sembrava irreversibile la simbiosi Chimerica, Cina più America, fatta di complementarietà, di mutuo vantaggio. Tutto il resto del mondo, compresi tanti settori del Made in Italy che in Cina hanno avuto successo, e quegli ambienti dell'economia italiana attirati dalle nuove vie della seta di Xi Jinping, devono sapere che le regole del gioco globale stanno cambiando. Sarà difficile per tutti rimanere neutrali. Non bisogna focalizzarsi sulle singole mosse di Trump, scrive ancora Federico Rampini. Il personaggio è imprevedibile, fa parte della sua tattica negoziale. Al G20 di Osaka tra un mese potrebbe tentare una sorpresa, un'improvvisa intesa con Xi Jinping che fermi l'escalation dei protezionismi. Ma al di là delle sceneggiate, nulla sarà più come prima. Lo stesso capitalismo americano ha riveduto il suo ottimismo sull'opportunità cinese. In parte è il successo di Pechino ad avere provocato il raffreddamento. La vecchia divisione dei compiti, un'economia avanzata e una emergente, prevedeva delocalizzazioni verso il paese a basso costo di manodopera, il quale la Cina riesportava verso il mercato americano anche tanti prodotti di marche statunitensi. Gli squilibri della bilancia commerciale o lo smantellamento della classe operaia americana non preoccupavano né i capitalisti della Silicon Valley né Wall Street. La strategia cinese ha garantito profitti a tutti, ma la Cina di Xi Jinping sta cogliendo i frutti di una grande emancipazione. È sempre meno emergente. In molti settori l'allievo ha superato il maestro, punta alla supremazia mondiale nelle tecnologie avanzate. Quando Amazon è costretta a chiudere le sue attività cinesi è la conseguenza del fatto che la Cina ha coltivato, con mezzi leciti e illeciti, campioni nazionali che fanno terra bruciata attorno a molte aziende straniere. A questo si aggiunge la consapevolezza del Pentagono, dell'intelligence americana, che Pechino brucia le tappe anche nella rincorsa politico-militare. Xi Jinping, conclude Federico Rampini, è il primo leader che proclama urbi e torbi
la superiorità del suo modello autoritario sulle nostre liberal democrazie. Lo scenario della trappola di Tucidide, la rivalità Atene-Sparta che diventa guerra del Peloponneso, viene studiato sempre più attentamente. Sul lungo periodo le profezie, nota Federico Rampini su Repubblica, spesso vengono smentite. La storia adora le sorprese, ma bisogna prepararsi a una serie di tregue armate con promessi effimeri in cui America e Cina studieranno l'avversario per preparare nuove offensive. Messaggio per tutti gli imprenditori, gli artigiani, i commercianti, i liberi professionisti. Hai un'attività? Dei prodotti da promuovere? Prova la pubblicità sulla nostra radio. Radio Padania ha preparato per te una grande promozione per aiutarti a sostenere la tua attività a tariffe davvero straordinarie. Informati, vedrai che si può fare. Mandaci una mail all'indirizzo spot@radiopadania.net. Con Radio Padania si può fare. Vuoi trovare tubi per aria, per acqua, per olio, per alimenti, per sabbia, per vapore, per acidi, per solventi? Prova la Sargom. Se non lo trovi alla Sargom, dove lo trovi? Sargom, dal 1968 a Brescia. Articoli gomma plastica tecnico-industriali. Sargom, dal 2008 a Rodengo Saiano, Brescia. Punto di riferimento articoli gomma plastica tecnico-industriali. Sargom, via Gaetano Bertoli 15, Rodengo Saiano, Brescia. Telefono 030 31 77 41. Grazie Brescia. Da Sargom. Per la tua pubblicità su Radio Padania Libera, scrivi a spot@radiopadania.net. Ed ora che tempo farà? Le previsioni meteo. A tutti buongiorno dal Centro Geofisico Prealpino di Varese. Con l'allontanamento ad est della depressione transitata nei giorni scorsi il tempo migliora, seppur con condizioni di variabilità fino a giovedì, poi è atteso l'arrivo di una nuova perturbazione venerdì. Nel dettaglio oggi abbiamo nuvole in mattinata all'est, ma via via ampie schiarite a partire dal Piemonte e la Lombardia occidentale. Nel pomeriggio formazione di cumuli sui rilievi che potrebbero dare luogo a qualche piovasco per lo più nei pressi di Iseo e Garda, altrimenti asciutto. Le temperature massime in rialzo andranno dai 18 ai 22 gradi. Per quanto riguarda domani, mercoledì sarà parzialmente soleggiato con nuvolosità variabile che potrà portare alcuni rovesci pomeridiani, in particolare su Alpi e Prealpi, e soltanto occasionalmente in pianura verso sera. Sole prevalente atteso per giovedì, ma non sono esclusi annuvolamenti e brevi piogge nel pomeriggio. La tendenza per venerdì nuvole in aumento con alcune piogge dapprima per lo più sui rilievi e poi dal pomeriggio più diffuse anche sulla fascia padana. Infine giovedì cieli grigi e probabili piogge. È tutto, vi saluto e vi auguro una buona giornata. Avete ascoltato Che tempo farà? Le previsioni meteo. In molti ci invidiano e ci odiano perché siamo ancora liberi. Se vuoi aiutare Radio Padania, segnati il nuovo IBAN per i tuoi bonifici. IT 89R 08453 01602 000 000 101971 presso la Banca di Credito Cooperativo di Milano SC. Aiuta Radio Padania. Diventa nostro editore. IT 89R 08453 01602 000 000 10 19 71. Torniamo a Repubblica. Da Repubblica 2 pagine dedicate a un reportage dal Sudan, le ragazze di Khartoum. Da dicembre migliaia di persone sono in strada per chiedere democrazia. In prima fila moltissime donne, cuoche, infermiere, giornaliste. La cacciata del dittatore Bashir non basta, ora il nemico sono i militari. All'inizio della rivolta gli ufficiali avevano dato ordine di spaventare le manifestanti per far sparire dalle piazze anche gli uomini. Così la mette Repubblica, mentre a pagina 4 c'è un articolo che di nuovo riguarda
Radio Padania fuori legge e il senatore del Movimento 5 Stelle, che non è ignoto, diciamo, a questi uffici, va in procura. Non bastassero i motivi di scontro tra i due partner di governo, da oggi se ne può contare uno nuovo. Ciumbia, c'è un nuovo motivo di scontro tra Lega e 5 Stelle. Radio Padania. Il Movimento 5 Stelle, tramite un senatore Alfonso Ciampolillo, che cercheremo per averlo ospite naturalmente, per forza, ha deciso di denunciare ai Carabinieri di Roma quella che definisce la nota emittente radiofonica della Lega, SIC, per i reati di falso, truffa aggravata e comunque per tutti i reati che emergeranno o saranno rilevati sia a carico della predetta emittente sia per l'eventuale abuso d'ufficio a carico degli uffici ministeriali competenti. Si va in procura, insomma, nella denuncia ai Carabinieri e speriamo che qualche magistrato se ne occupi. La vicenda fa da sfondo all'iniziativa del senatore Ciampolillo ed è quella raccontata ieri da Repubblica, in cui si dava conto di 3 abusi commessi dalla radio della Lega di Matteo Salvini, che non era la radio della Lega, ma fa niente. 1. Pur essendo una radio con licenza locale, trasmette su territorio nazionale utilizzando una piattaforma digitale di proprietà del consorzio Eurodab Italia che l'Authority, garante per le comunicazioni, ha autorizzato esclusivamente per il trasporto delle radio nazionali. 2. L'emittente del Carroccio trasmette sul canale 740 del digitale terrestre televisivo, mai formalmente assegnato. 3. La cooperativa Radio Padania è socia, insieme a Lorenzo Suraci, RTL 102.5 del consorzio Eurodab Italia, riservato soltanto alle radio nazionali. Soltanto di recente, scrive il senatore dei 5 Stelle Ciampolillo, e a seguito di numerose sollecitazioni dello scrivente, il Ministero dello Sviluppo Economico ha intimato a Radio Padania la sospensione immediata della trasmissione in digitale, richiesta che però è stata snobbata dall'emittente leghista. Per questo il senatore Ciampolillo se la prende anche con il ministero guidato da Luigi Di Maio, i cui uffici sono accusati di essere sempre stati consapevoli della situazione di illegittimità della radio. Così parlò il senatore Ciampolillo. Mentre sempre da Repubblica parla anche il sindaco di Lampedusa, Totò Martello. A Lampedusa gli sbarchi non si fermano mai, qui i riflettori si accendono soltanto con le ONG, ma le barche arrivano tutto l'anno e nessuno se ne interessa, dice il sindaco di Lampedusa. Rimaniamo su Repubblica, giusto per segnalare un'altra questione, dalle pagine, adesso ci arriviamo, dalle pagine economiche. Liquidazione sparita per 2.500 dipendenti della Croce Rossa. In difficoltà finanziarie la Croce Rossa ha trasferito i suoi immobili all'INPS per il pagamento del TFR dei lavoratori, ma l'Istituto di Previdenza ha rifiutato l'offerta. Nel 2012 il governo di Mario Monti decise la privatizzazione della Croce Rossa e per i dipendenti la mobilità. Il ricollocamento non ha badato alle competenze. Le regioni si sono opposte al passaggio dei dipendenti negli ospedali. La Croce Rossa, senza risorse per pagare le liquidazioni, ha trasferito all'INPS immobili di valore pari al TFR, ma è la strada che l'INPS non condivide. Quindi, grazie a Mario Monti, i dipendenti della Croce Rossa hanno in forse la liquidazione. E sempre dalla Repubblica, concludiamo con la pagina di cultura, è morto Nanni Balestrini a 84 anni, un mite rivoluzionario, scrive Paolo Mauri, è stato uno dei fondatori del gruppo 63, ha sostenuto le contestazioni del 68, fu accusato di terrorismo, poi fu assolto. Un nume tutelare della cultura italiana, di certa cultura, mentre vi segnalo dalla Repubblica in inserto della salute, perché andare in bicicletta fa molto bene, la cura su 2 ruote, la bicicletta fa bene al cuore, alla pelle e alle articolazioni, soprattutto alla mente, aiuta a combattere stress, ansia e depressione, migliora la qualità del sonno, fa ormai parte di molti programmi di riabilitazione. L'importante è non strafare, se si comincia da zero e non si è allenati, perché c'è il rischio di farsi male. Vediamo la prima pagina del Quotidiano Nazionale. Piazze roventi dopo gli striscioni e le proteste contro Salvini a Napoli e Firenze, scontri e violenze a Bologna per un comizio di Forza Nuova. Ma va segnalata anche la chiacchierata del direttore del Quotidiano Nazionale Michele Brambilla con la leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni: votatemi, manderemo a casa i grillini. Voto utile contro il governo dello stallo. Noi e la Lega siamo l'alternativa. Il pericolo fascismo è uno spauracchio che la sinistra agita, non ha più idee forti.
Il nostro è un modello confederale di Europa, alcune grandi competenze all'Unione Europea, il resto agli Stati. Da sottolineare anche il paradosso: occupato il teatro Fo Rame, scrive il Quotidiano Nazionale, un blitz degli antagonisti a Milano, ma il figlio del Nobel denuncia strano antifascismo contro chi lo subì. La rivendicazione del collettivo Circolo dell'Hotel, un nuovo spazio in città liberato, nessuno arretra contro il capitalismo. Te capì? Mentre sempre dal Quotidiano Nazionale, la 92enne e il tesoro svizzero da 15 milioni, a Milano un rientro record di capitali. La signora delle cravatte Anna Maria Gavazzi patteggia per latitanza fiscale. La lettera che ha scritto: voglio che il patrimonio che ho guadagnato con fatica, non me lo sono trovato, sia al riparo da pretese fiscali italiane ingiustificate. La signora Gavazzi vive stabilmente a Milano, nel palazzo di famiglia, 18 stanze a 2 passi da via Monte Napoleone. Fino alla fine degli anni '80 è stata esclusivista nella vendita di accessori di Yves Saint Laurent e Hermès. Alla sua morte avrebbe voluto devolvere il patrimonio 100 milioni di euro, oltre a svariate proprietà immobiliari tra Londra e Milano, a enti di assistenza pubblica e privata. Lo scriveva lei in una lettera depositata nello studio degli avvocati e commercialisti milanesi che le curavano gli interessi, prima di venire scoperta come latitante fiscale e patteggiare 8 mesi per evasione. Desidero vivere questi ultimi anni in autonomia, senza condizionamenti da parte di nessuno. Voglio che il patrimonio che ho guadagnato sia al riparo da pretese fiscali ingiustificate da parte dell'Italia. Voglio essere solo io ad avere cura della fortuna per evitare sprechi e malversazioni. La firma in calce alla lettera è quella di Anna Maria Gavazzi, ricchissima 92enne, che frequenta la più esclusiva palestra di Milano, trascorre qualche giorno della settimana a Lugano, ha residenza ufficiale fittizia a Londra, dal 2011 vive stabilmente a Milano. Mentre lasciamo il giorno con questa simpatica notizia, il Quotidiano Avvenire seleziona un pacchetto di lettere molto simpatiche nei confronti di Salvini. De Gasperi non ha mai usato simboli di fede nei comizi, scrive un prete, Don Romano Nicolini da Rimini. Cos'ha di cristiano il linguaggio selvaggio di Salvini, Piero Quinci da Catania? Quanta distanza tra gesti, parole e atti di governo, Carlo Zardi da San Daniele del Friuli. Antonio De Biasi da Lerici, Spezia, che ricorda i doveri di terzietà del ministro dell'Interno, e il direttore Tarquinio, Marco Tarquinio, che risponde: la mia competenza è quella del cronista, testimone del tempo, appassionato di storia. Per la mia esperienza le considerazioni sul doppio ruolo del ministro Salvini sono fondate. Mai nella storia democratica della Repubblica un ministro dell'Interno aveva esibito costantemente il simbolo del proprio partito. Non si tratta di un dato formale, ma sostanziale, perché mai finora c'era stata coincidenza tra la titolarità di quel delicato ministero e lo svolgimento di una frenetica attività di propaganda di partito. Nessuno pretende da un ministro una terzietà assoluta, ma il senso del limite è una virtù necessaria per chi assume la responsabilità di garante della libertà e della sicurezza di tutti, avversari compresi. A pagina 3 invece Fulvio De Giorgi ci spiega che l'Europa dei patroni e dei papi è democratica e accogliente. Da Paolo VI a Francesco il magistero riguardo ai migranti è sempre stato improntato ad apertura, parità e cura. Già nel pensiero di Giovanni Paolo II emergeva la necessità di adottare un atteggiamento di fraternità verso gli stranieri che arrivano da noi. Papa Wojtyla aggiunse ai santi Benedetto, Cirillo e Metodio 3 copatrone: le sante Brigida di Svezia, Caterina da Siena, Teresa Benedetta della Croce, al secolo Edith Stein, filosofa ebrea convertitasi al cattolicesimo e uccisa dai nazisti ad Auschwitz, scrive De Giorgi. Nel 2004 l'affidamento al cuore immacolato di Maria, icona vivente della donna migrante, Madonna del Cammino. Te capì, Salvini? Mentre a pagina 12 di Avvenire, il terremoto, il nodo dei ritardi, il presidente del Consiglio Conte che dice dobbiamo fare di più. Il premier è stato nelle zone del centro Italia colpite dal sisma. Si parla ancora di semplificare le procedure, il che favorisce la corruzione. La protesta dei cittadini senza casa, il vescovo Pompili che dice bisogna evitare il totale spopolamento. La ricostruzione nelle zone terremotate è ferma per eccessiva burocrazia, l'economia è bloccata, i paesi si spopolano e muoiono. È il grido d'allarme che rivolgono al governo cittadini e amministratori dei centri colpiti dal terremoto 2016 in Umbria, Marche, Lazio e Abruzzi. Piacerebbe anche a me semplificare, ma il malaffare alligna, bisogna stare attenti a non allentare
o eliminare i presidi di controllo. Più si velocizza, più si risparmia tempo, ma si rischia che il malaffare dilaghi, ha detto il Premier Giuseppe Conte ieri nella sua visita nelle aree terremotate, i comuni di Borbone, Città Reale nel Reatino e Norcia in provincia di Perugia. 140 i comuni del cratere sismico, la zona dove le scosse nel centro Italia hanno provocato i danni più gravi, 200.000 gli edifici lesionati, 303 i morti che furono provocati nel 2016. Nelle Marche intanto tornano campanili e chiese, ma la ripresa è troppo lenta, scrive Avvenire. Da Avvenire vi segnalo ancora un altro articolo dove ricompare Corrado Passera, ve lo ricorderete come banchiere e ministro del governo Monti, ha fondato Illimiti, una specie di nuova realtà bancaria per le piccole e medie imprese. Illimiti è pronta a entrare in famiglia, dice Passera, è finito il tempo delle banche universali, con la tecnologia è iniziata l'era della specializzazione. Gli eccessi del neoliberismo sono sotto gli occhi di tutti e l'ondata populista viene anche da lì. Parlare di responsabilità sociale non è stato di moda per molti anni, mentre vedo crescere una maggior sensibilità su questi temi, dice Passera. A proposito di sensibilità sociale, a Milano è la città che tira la volata all'housing sociale, cioè a costruire case in un'ottica di socialità. Fondazione Cariplo, Comune e Regione hanno presentato l'intervento nel quartiere Rogoredo Santa Giulia, oltre 600 appartamenti in affitto calmierato in vendita a prezzi contenuti. 8 anni dopo il debutto sono 12.000 gli appartamenti già realizzati in housing sociale, 68% la percentuale di italiani che abita in una casa di proprietà e il 5% in affitto nel settore pubblico, 650.000 le famiglie in graduatoria per avere un alloggio popolare in Italia, 50.000 le persone senza casa. Intanto a Milano si progetta una cittadella con 615 appartamenti, negozi, spazi verdi e altri servizi nel quartiere Rogoredo Santa Giulia, costruito su un'idea di sostenibilità che mette al centro le persone, le famiglie, la socialità. Così si presenta Redo Milano, uno dei più grandi interventi di social housing in Italia. Ingresso dei primi inquilini inizio 2020, 404 appartamenti in affitto a canone mensile convenzionato, da 350 euro del monolocale a 8,80 del quadrilocale, 148 di queste unità destinate a categorie bisognose e offerte a canone sociale grazie al contributo di Comune e Regione Lombardia. Sul sito redomilano.it le modalità di partecipazione al bando. Con ciò lasciamo anche Avvenire, andiamo al Fatto Quotidiano. Conte sfida la Lega, sfiduciatemi ora, Consiglio dei Ministri di Guerra, risposta Giorgetti, e poi la malasanità e il PD in Umbria. Farsa continua, la Marini si dimette di nuovo dopo aver votato per salvarsi, l'addio. Dietro il caos le manovre renziane e domenica in regione vanno al voto 63 comuni, tra cui Perugia. Ai candidati del PD la mossa della loro presidente non era proprio piaciuta, scrive il Fatto Quotidiano, che poi mette in primo piano un'altra questione: tagliati i risarcimenti per le famiglie dei morti sul lavoro. Si muore di più, ma il fondo è diminuito. Nel 2018 il calo più forte degli importi. Per il 2019 il governo promette più soldi. Nel mirino in questo caso c'è Di Maio. Gli aiuti economici per i parenti di chi è morto sul lavoro nel 2018 saranno i più bassi mai previsti negli ultimi 10 anni. I soldi sono diminuiti, i morti sono aumentati, le famiglie potranno ricevere tra i 3 e i 13.000 euro, cifra minima da quando è stato istituito il Fondo per il sostegno alle vittime degli infortuni gravi, strumento gestito dall'INAIL, ma è il Ministero del Lavoro a stabilire anno per anno le quantità di risorse da assegnare. Una volta quantificati i soldi disponibili, l'INAIL fornisce i dati su quanti hanno perso la vita. Sulla base di questi due fattori vengono preparate le tabelle con i risarcimenti che possono essere concessi alle famiglie. Il decreto, pubblicato dal Ministero guidato da Di Maio il 14 maggio, dice che per i casi avvenuti tra gennaio e dicembre 2018 ci sono soltanto 3,9 milioni di euro, ma i morti sono cresciuti, 1.133 quelli emersi dalle denunce all'INAIL, che sono peraltro sottostimate. Si muore di più, il fondo è diminuito. Tagliati i risarcimenti per le famiglie dei morti sul lavoro, scrive il Fatto Quotidiano, mentre La Verità apre con un profumo di inchiesta in arrivo che
Inquieta non poco, trappolone per far cadere Salvini, voci sempre più insistenti di un'altra inchiesta in arrivo subito dopo le europee. Si vuole imporre una manovra finanziaria pesante, rosolare il leader leghista e andare alle urne a primavera per impedire all'attuale maggioranza di eleggere il prossimo presidente. Solo il voto di domenica può impedire che scatti il trappolone per far cadere Salvini, scrive Maurizio Belpietro. Ci torniamo sopra. Poi c'è da segnalare l'articolo di Marcello Veneziani, c'è un clero bugiardo e falso che parla solo coi suoi nemici, vade retro Rosario, riflette Marcello Veneziani, se la Chiesa è ridotta a ONG umanitaria finisce per dialogare soltanto con i nemici. Un clero bugiardo si indigna per chi agita un simbolo religioso in un comizio, dimenticando chi aveva la croce come bandiera. Il Vaticano però non si arrabbia con chi si vergogna degli emblemi cristiani e vuole nasconderli per non urtare la sensibilità di atei e musulmani. Una predilezione per le pecorelle smarrite, pronti ad accogliere chiunque, ma non chi ama il cattolicesimo della tradizione o si rifugia sotto le sue ali. Nel frattempo, scrive Mario Giordano, la Rai fascista da un programma Gad Lerner potrà gridare al regime e compilare le sue odiose liste di proscrizione dal pulpito di Rai 3. Il giornalista che sbraita contro il regime e la mancanza di libertà condurrà dal 3 giugno l'approdo su Rai 3, sosterrà gli sbarchi dei migranti, dirà che la Lega è feccia, una strana dittatura che non lo esilia ma lo manda in onda sull'emittente di Stato. Intanto scandalo in Umbria, se ne occupa Carlo Cambi, la PD Marini oltre il ridicolo, prima si salva poi si dimette un'altra volta, e poi la prof siciliana che diventa il paravento per indottrinare gli studenti, la prof del famoso paragone tra le leggi razziali e il decreto sicurezza, tra Salvini e Hitler. Teacher Pride per la prof di Palermo, a scuola è l'ora dell'indottrinamento. La sinistra vuole trasformare Rosa Maria Dell'Aria in una martire. Oggi le lezioni si fermeranno per leggere la carta costituzionale. Salvini incontrerà la docente, ma il caso resta aperto. Obiettivo: far propaganda politica nelle aule. Intanto torniamo a quello che sottolinea Maurizio Belpietro, o meglio che mette in luce Maurizio Belpietro con la questione del voto e la questione delle indagini in arrivo sulla Lega per far cadere Matteo Salvini. In vista del 26 maggio, Lega e 5 Stelle continuano a darsele di santa ragione. Chi sia interessato alle ultime sulla rissa quotidiana le può trovare nelle pagine interne. Ma qui preferiamo parlare di ciò che potrebbe accadere dopo il voto, scrive Belpietro, cioè quando la campagna elettorale per le europee sarà conclusa. C'è chi pronostica che a urne chiuse si aprirà la crisi e Salvini andrà all'incasso, farà fruttare il bottino politico del voto alle europee, liquiderà il governo e il presidente Conte. La tesi è suffragata da molti segnali di insofferenza nei confronti del Premier, che giungono dalle file leghiste, ultimo dei quali quello di Giancarlo Giorgetti, un tipo che è talmente abituato a centellinare le parole da pronunciarne il meno possibile. Giorgetti si è lasciato sfuggire un'accusa precisa a Giuseppe Conte. Da avvocato del popolo sarebbe diventato avvocato dei 5 Stelle. A colpire non è il genere di accuse, ma il tono ultimativo, un tono che non lascia spazio a retromarce. È vero che in politica mai dire mai, ma è anche vero che quella leghista sembra una reazione dettata più dal logoramento che dal calcolo politico. Salvini, Giorgetti e gli altri non ne possono più, considerano giunta al capolinea la collaborazione con i 5 Stelle. Preparerebbero il distacco, se non dopo le europee, dopo l'estate. Finirà così? Crisi? Nuove elezioni? Se avessimo dovuto rispondere qualche mese fa avremmo detto di sì. Non ne siamo più molto sicuri, perché, scrive Belpietro, con l'approssimarsi del voto si infittiscono voci strane, non tranquillizzanti sul futuro politico. La prima indiscrezione riguarda l'esito del voto. A differenza di quel che ci si immaginava fino a qualche settimana fa, dalle urne potrebbe non uscire un segnale chiaro, tale da confermare o rimettere in discussione gli equilibri politici. La Lega aumenterà i voti, ma senza sfondare, cioè senza raggiungere quella cifra col 3 davanti che veniva data per certa. Il caso Siri, l'inchiesta sulla Lombardia, le polemiche per il libro con Casa Pound, gli attacchi su sicurezza e migranti avrebbero un po' sgonfiato le vele leghiste, però di questo rallentamento si avvantaggerebbe nessuno, non i 5 Stelle che rimarrebbero molto lontani dai risultati del 4 marzo dello scorso anno, non il PD che resterebbe sotto quota Bersani,
cioè lontano dall'ultimo risultato decente. Quanto agli altri, più o meno briciole. Insomma, dalle urne non spunterebbe alcuna rivoluzione. Ciò potrebbe spegnere gli entusiasmi di chi si immaginava il gran ribaltone. E qui veniamo alla seconda parte dei sussurri, che preoccupano di più. Chiusa la campagna elettorale, si aprirebbero le porte del carcere. Da giorni si mormora di un'inchiesta in grado di scuotere la sanità lombarda, un'indagine di cui gli arresti delle scorse settimane sarebbero solo l'antipasto. I consiglieri di Forza Italia in cella e l'avviso di garanzia al governatore Fontana sarebbero state le prove generali di un'operazione assai più pesante, che i meglio informati danno per imminente. I provvedimenti dell'autorità giudiziaria colpirebbero al cuore la Lega, col risultato di spegnerne le residue ambizioni elettorali. All'1-2, meno voti di quelli attesi, più avvisi di garanzia, seguirebbe il solito contorno di attacchi, i 49 milioni di rimborsi elettorali, l'immigrazione. Il risultato: Salvini sarebbe con le spalle al muro, indotto a un passo indietro o a scendere a patti, in particolare sulle misure economiche da adottare dopo l'estate. In pratica si vorrebbe far digerire al leghista una manovra coi fiocchi, così da mettere una pietra tombale sulle sue ambizioni e su quelle del suo partito. E non è finita. Una volta rosolato per bene Salvini e scolorito Di Maio, arriverà il via libera alle elezioni politiche anticipate, con l'obiettivo di avere per la prossima primavera un nuovo Parlamento con rapporti di forza diversi dagli attuali, cioè con Lega e 5 Stelle senza maggioranza. Dove si vuole andare a parare? Beh, nel 2022 si deve eleggere il futuro Presidente della Repubblica e né l'Europa né quelli che contano in Italia vogliono che a decidere il capo dello Stato siano Salvini e Di Maio. Al Quirinale preferiscono sia eletto qualcuno che garantisca i vecchi equilibri. Non sappiamo se le cose andranno così, conclude Maurizio Belpietro sulla Verità. Nel caso, altro che paese in mano ai sovranisti, la nostra ancora una volta si rivelerebbe una repubblica a sovranità limitata. Ecco perché il voto di domenica è ancora più importante, scrive Maurizio Belpietro. Dopodiché vi segnalo dalla Verità di oggi l'articolo di Fabio Amendolara. Rischia il processo l'erede di Mimmo Lucano, sindaco di Riace. Maria Spannò, già assessore di Riace e candidata a succedergli alle prossime elezioni, candidata a succedere a Mimmo Lucano, a un passo dal rinvio a giudizio per la stessa ipotesi di reato in tema di immigrazione. Residenza illegale ai clandestini è l'accusa, mentre i vescovi africani hanno detto ai migranti: non partite. I prelati di 16 nazioni del continente nero hanno sottoscritto un documento rivolto ai giovani. I nostri cuori soffrono nel vedervi su barche cariche nel Mediterraneo. Anziché inseguire false promesse, rendete prospera questa terra con il duro lavoro. La conferenza episcopale si è svolta in Burkina Faso nonostante i jihadisti. E sempre dalla Verità 2 pagine dedicate all'omicidio di Stato in Francia. Nemmeno le sue lacrime fermano i medici che stanno ammazzando Vincent Lambert. Parigi ignora la richiesta di rinvio giunta dall'ONU e procede alla sedazione. Poi però c'è stato la retromarcia. Cardinale, scrive Borgonovo, riattacchi la spina adesso. Tolgono acqua e cibo a un uomo per ucciderlo, ma stavolta non c'è un Monsignor Krajewski a riattivare la corrente. I gesti plateali contro le autorità vanno fatti solo a favore dei migranti? E sempre dalla Verità di oggi vi segnalo l'articolo di Carlo Cambi sui guai della sinistra. In Umbria, in questo caso, la Marini molla di nuovo e azzoppa il PD. Dopo averle annunciate e rimangiate, la governatrice umbra ripresenta le dimissioni e accusa Zingaretti. Pressioni indebite. Esultano i renziani che preparano il trappolone per il nuovo segretario, ma sotto elezioni è una farsa scivolosa, scrive La Verità. Dalla Verità passiamo a Libero, prima di aprire poi la nostra rubrica del Qui Parlamento. I giudici sbranano la politica, potere legislativo succube della giustizia, non solo inchieste, le toghe vogliono ormai sostituirsi agli eletti dal popolo per imporre le loro idee, dai migranti alla sicurezza fino alle adozioni gay. Cosa serve allora votare? Si domanda Fausto Carioti. Gli inquirenti vogliono sostituirsi a chi è stato eletto dal popolo per portare avanti le loro idee e intervengono su tutti, dagli arrivi degli africani fino alle adozioni gay. In primo piano la Chiesa che ama gli immigrati ma ignora i nostri clochard. L'articolo di Paola Pellai: intorno a Piazza San Pietro dormono i disperati che non inteneriscono le elemosiniere del Papa. E poi abbiamo Fiorello che si scaglia contro il quotidiano La Repubblica, accusa il giornale
di non dire la verità, lo showman e la trattativa per il ritorno in Rai. De Benedetti butta benzina sui vertici per attaccare il governo, lo sfogo su Instagram dopo un articolo del quotidiano Fiorello contro Repubblica, roba interessantissima, mentre Paolo Becchi si occupa della mossa dei pubblici ministeri che può trasformarsi in un assist per Salvini. La mossa dei magistrati può essere un autogol. Chi decide la politica dell'immigrazione in Italia, governo o magistratura? La vicenda, la questione non è retorica né peregrina, la procura di Agrigento, la Sea-Watch e Salvini. Mentre Matteo è un leader della Madonna e Dio è anche suo, scrive Vittorio Feltri in prima pagina. Ciao Ruspa, come butta? Guarda che sei in onda. Donare il 2 per 1000 alla Lega è importante per i progetti di Matteo Salvini? Sì, la gente lo sa. Sa pure che D43 è il codice da scrivere sulla dichiarazione dei redditi. Sì, D43, lo sa. E che se lo dice al suo commercialista fa tutto lui. No, Ruspa, questa non possiamo dirla in radio. D43 è una sigla importante. Serve a dare più forza ai progetti che Matteo Salvini vuole realizzare. Quest'anno il 2 per 1000 donalo alla Lega di Matteo Salvini. Dillo al tuo commercialista. Donare il 2 per 1000 alla Lega è un'ottima azione. www.2per1000lega.it. Messaggio per tutti gli imprenditori, gli artigiani, i commercianti, i liberi professionisti. Hai un'attività? Dei prodotti da promuovere? Prova la pubblicità sulla nostra radio. Radio Padania ha preparato per te una grande promozione per aiutarti a sostenere la tua attività a tariffe davvero straordinarie. Informati, vedrai che si può fare. Mandaci una mail all'indirizzo spot@radiopadania.net. Con Radio Padania si può fare. Qui Parlamento. E apriamo la finestra del Qui Parlamento, appunto in collaborazione con il gruppo della Lega alla Camera e all'interno della rassegna stampa quotidiana do il benvenuto e il buongiorno a Iari Colla, deputato lombardo eletto a Cinisello Balsamo per la Lega, appunto, e componente della Commissione Attività Produttive della Camera. Buongiorno Iari, grazie per essere con noi. Buongiorno a tutti voi. Allora, in primo piano qui abbiamo le cronache dal governo, dalla maggioranza, la questione del decreto sicurezza e del decreto famiglia che slittano. Che aria tira nella maggioranza? Butto là subito un'altra cosa che abbiamo appena letto in rassegna stampa, cioè la voce raccolta dal direttore della Verità Maurizio Belpietro, secondo cui starebbe per scattare un'altra inchiesta della magistratura dopo le europee sulla sanità lombarda che avrebbe non pochi effetti sul quadro politico. Che ne pensi, Iari? Beh, che aria tira? Aria di campagna elettorale, penso sia abbastanza evidente a tutti. Io ho guardato ieri sera per la prima volta, sono rimasto a casa, mi è capitato di vedere Di Maio in televisione, insomma ha fatto un'ora di comizio di cui 50 minuti contro la Lega, insomma, quindi evidentemente siamo in campagna elettorale, insomma, penso sia chiaro ed evidente a tutti questo. Certo, dispiace, devo fare una riflessione, dispiace che c'è chi preferisce impostare la propria campagna elettorale attaccando i propri alleati di governo piuttosto che portare le proprie idee. Insomma, evidentemente quando si attaccano gli altri perché di idee se ne hanno poche da portare avanti. Non so, l'unica riflessione che mi viene da fare è questa. Ma peraltro Di Maio continua a dire: ma no, duriamo 4 anni, andiamo avanti 4 anni, sono tante cose da fare, c'è il contratto di governo. Certo. Duriamo 4 anni, sì, intanto iniziamo a vedere come vanno queste elezioni europee. Poi è chiaro che insomma magari è chiaro che l'intenzione, anche il segretario federale Salvini l'ha sempre detto, che l'intenzione è quella di durare il più possibile e di portare a termine gli impegni presi. È chiaro che strada facendo magari alcune cose possono essere riviste, risistemate, o certi equilibri possono essere modificati. Mi sembra abbastanza evidente. Per quanto riguarda invece il capitolo immigrazione, secondo te c'è una oggettiva diversità fra 5 Stelle e Lega o no? Perché alla fine anche quello è un altro tema su cui bisogna fare un po' il punto, forse.
Ma io credo che visto che chi tifa per i magistrati non è che tifa per la politica, non ci sono molte alternative, no? Allora ha ragione il procuratore di Agrigento, a parte il fatto che il procuratore di Agrigento adesso ha incriminato la nave, si vedrà insomma, che iter giudiziario in senso stretto, però è un gesto politico quello lì, è stato letto da tutti come tale. Ma sì, anch'io l'ho letto come un gesto politico, poi vediamo esatto che sviluppi prenderà la situazione. È chiaro che delle divergenze tra noi e il Movimento 5 Stelle ci sono, ma d'altronde è anche stupido negarle, voglio dire. Questa è un'alleanza elettorale che nasce, cioè, meglio, non è stata un'alleanza elettorale, è stato un accordo che quello tra Lega e 5 Stelle, che è nato dopo le elezioni in virtù del fatto che non c'era un'alternativa se non quella di un governo tecnico che avrebbe riportato l'Italia in una situazione che noi avevamo già visto con il governo Monti e che non volevamo. E quindi è stato, come dire, obtorto collo, è stata una strada che abbiamo dovuto seguire, ma in campagna elettorale non ci siamo presentati con il Movimento 5 Stelle o abbiamo fatto un'alleanza con loro. E quindi, insomma, molte scelte sono frutto di una mediazione, e quindi questa mediazione ovviamente a seconda che si ceda un po' più da una parte o dall'altra varia in funzione anche del peso elettorale dei due partiti. Allora, una cosa simpatica che riguarda anche noi, la butto là all'interno della nostra conversazione, è caduta la linea, vediamo di recuperare il collegamento telefonico con Iari Colla e intanto diamo uno sguardo anche alla prima pagina dell'agenzia ANSA che si apre con la cronaca, un rogo nella sede dei vigili, 2 morti a Mirandola, siamo in Emilia Romagna, Modena, 2 morti, 2 feriti gravi, 16 intossicati dopo un'esplosione, un incendio la notte scorsa nella sede della polizia locale di Mirandola, un rogo di origine dolosa. L'incendio ha provocato un'esplosione che ha coinvolto anche un appartamento adiacente dove sono morte le 2 persone, sul posto i carabinieri e i vigili del fuoco. Incendio doloso con 2 morti, 2 feriti gravi e 16 intossicati nella sede dei vigili della polizia locale di Mirandola nel Modenese, la prima notizia d'apertura dell'ANSA in questo momento. Intanto dovremmo avere recuperato il collegamento telefonico con Iari Colla, deputato della Lega. Ecco, no, dicevo, introduco un elemento che riguarda anche noi e che così mettiamo là, dopo parliamo ancora di questioni più generali, però oggi c'è un simpatico pezzo su Repubblica che dice che se non bastassero i motivi di scontro tra 5 Stelle e Lega, da oggi ce n'è uno in più, Radio Padania. Il Movimento 5 Stelle tramite il senatore Ciampolillo ci ha denunciato, caro Iari, ha denunciato ai Carabinieri di Roma la nota emittente radiofonica della Lega, SIC, per i reati di falso truffa e per tutti i reati che emergeranno e per l'eventuale abuso d'ufficio a carico degli uffici ministeriali competenti, cioè anche il Ministero di Di Maio è nel mirino del senatore Ciampolillo, per una svariata serie di abusi che sono legati al fatto che ancora trasmettiamo e su scala anche nazionale col digitale. Insomma, evidentemente il senatore Ciampolillo, che io non so neanche, non conosco, non so neanche di che partito sia, è evidente che 5 Stelle, 5 Stelle. Evidentemente che fosse in cerca di visibilità nazionale o cercava di ritagliarsi uno spazio per avere un paio di articoli di giornale in più che facessero parlare di sé. Insomma, questo mi sembra abbastanza evidente, anche perché, ripeto, mancano 3-4 giorni al voto, quindi insomma, io in un anno di governo non ricordo di aver mai sentito parlare di lui, quindi evidentemente insomma era in cerca di, mettiamola così, diciamo che era in cerca di visibilità. Ci ha denunciato, vediamo se adesso un magistrato indaga anche in questo caso, staremo a vedere. E intanto, ma insomma c'è un bel fermento, diciamo così, dell'attività giudiziaria in Italia. Tra chi la stimola e chi, diciamo, se ne fa carico per conto suo è un bel periodo, diciamo così, no? Ne parleremo poi dopo con Maurizio Blondet, tra l'altro alle 9:30, c'è scritto un pezzo, è un golpe, quello dell'onestà, che ci riporta al 92 e roba del genere, ma comunque ne parliamo poi a parte. Intanto però ti chiedo, Iari, quali sono in questo quadro, che naturalmente è un po' sospeso in virtù del voto di domenica, le
alle europee ma anche alle amministrative. In questo quadro quali sono le cose appunto da fare, quali sono le cose rimaste in sospeso, tanto dal punto di vista generale quanto dal punto di vista anche della tua commissione attività produttive, che insomma è una commissione piuttosto importante, no? E poi, come abbiamo visto dalla piazza di sabato, è venuta fuori, e lo ha ribadito ancora ieri sera Salvini da Nicola Porro, la questione del taglio delle tasse come punto fondamentale assoluto. Allora, questo sarà un altro punto, secondo te, di frizione, di contrasto, o insomma è chiaro come il sole che bisogna tagliare le tasse e introdurre la famosa tassa piatta, abbassarle drasticamente questo livello di tasse in Italia? Beh, questo è molto chiaro a noi della Lega. E come stavo dicendo prima quando è caduta la telefonata, dicevo, questa insomma, noi ci troviamo ad affrontare un governo con un partito che non è come dire, no? Questa sorta di alleanza non è stata un'alleanza nata prima del voto, è stato un qualcosa che noi abbiamo costruito dopo, in funzione del fatto che non c'era un'alternativa possibile e nessuno voleva il ritorno di un governo tecnico nel nostro paese, come era stato ad esempio per il 2011, quando abbiamo visto poi gli effetti tragici che questi governi hanno portato. Quindi un'alleanza non frutto di un accordo elettorale, ma che nasce dalla mediazione, e quindi aiutare, dare forza alla Lega anche col voto vuol dire portare i temi della Lega all'attenzione del governo, dare forza ai temi della Lega all'attenzione del governo. Quello della riduzione fiscale, della flat tax, è sicuramente una sensibilità che nasce dalle posizioni della Lega e non certo dal Movimento 5 Stelle. Quindi se vogliamo lavorare in quella direzione, il voto di domenica è assolutamente fondamentale. E io credo che quella della riduzione delle tasse e di portare avanti anche la flat tax sia una delle priorità di questo paese. Lo dico da politico, lo dico anche da possessore di partita IVA, da una persona che ha sempre lavorato del suo lavoro, e la pressione fiscale è uno di quei temi che non rendono competitive le aziende italiane nei confronti del resto del mondo, in primis, aziende italiane che hanno delle eccellenze straordinarie, ma che fanno fatica a conquistare un ruolo internazionale come invece dovremmo o potremmo. E poi credo sia assurdo guardi, noi oggi ci troviamo in una situazione in cui il total tax rate, che è la somma della tassazione diretta e indiretta, raggiunge grosso modo il 65%. Due terzi di quello che viene prodotto finisce in tasse. Io credo che sia, per un imprenditore, siano una soglia decisamente troppo alta e decisamente insostenibile. Non è possibile lavorare 8 mesi su 12 all'anno per pagare le tasse allo Stato. Penso si debba intervenire, e penso che questa sia una vera emergenza, anche perché difendere le imprese vuol dire prima di tutto difendere i posti di lavoro della nostra gente. Se noi non capiamo che per creare occupazione bisogna prima di tutto difendere le imprese e mettere le imprese nelle condizioni di poter operare al meglio e di poter crescere, vuol dire non avere capito niente. Vuol dire tornare a ragionare come ragionava il Partito Comunista negli anni 50 o negli anni 70, quando portava avanti la lotta di classe. Penso che questi tempi siano ampiamente superati, nessuno vuole tornare in quella situazione, quindi quello che dobbiamo fare noi è lavorare nella direzione di poter creare le condizioni per fare emergere e dare la possibilità alle aziende di essere competitive sia nel mercato internazionale, ma soprattutto anche poter lavorare umanamente, perché una tassazione del 65% o in alcuni casi anche più alta è francamente insostenibile e io direi inumana, ancora prima che ingiusto. Ultima questione, ieri in Consiglio dei Ministri, oltre al decreto sicurezza bis, quello sulla famiglia buttato là dai 5 Stelle, si sarebbe dovuto anche affrontare il tema dell'autonomia delle regioni, e Matteo Salvini lo aveva annunciato, l'autonomia arriva in Consiglio dei Ministri. Di Maio ha detto l'autonomia si deve fare, ma la dobbiamo scrivere bene, se c'è fretta per farla prima delle elezioni europee possiamo aspettare una settimana e scriverla meglio. Ricordò bene cosa è successo col titolo V della Costituzione nel 2001, ne stiamo pagando le conseguenze.
Dettaglio, in base a quella riforma lì c'è l'autonomia delle regioni di cui si discute adesso, quindi ne stiamo pagando le conseguenze, ma ne stiamo traendo anche un beneficio che per 16 anni non abbiamo tratto, se vogliamo dirla tutta, 16-17 anni. Guarda, questa dichiarazione la prendiamo come una dichiarazione elettorale a 5 giorni dal voto. Voto Antonio, insomma. Sì, esattamente. Io ripeto, adesso non so se quando stavo parlando prima è caduta la comunicazione. Ieri sera mi è capitato per la prima volta di guardare la televisione, perché ieri sera ero a casa e ho visto proprio l'intervento di Di Maio. Sì. 4. Un'ora, mezz'ora di sproloquio, di cui il 90% del tempo è dedicato ad attaccare la Lega. Evidentemente 5 Stelle forse sono un po' in difficoltà, perché i temi veri, il loro contributo che hanno portato all'azione di governo, devo dire che è un po' pochino. Non a caso lei poco fa ricordava il provvedimento sulla famiglia, ma io voglio ricordare a tutti che questo provvedimento che Di Maio adesso oggi porta avanti a tutela della famiglia, quasi in contrapposizione del decreto sicurezza 2, ma quelle sono i temi che la Lega ha sempre portato avanti, erano le proposte che fino a ieri noi portavamo avanti, la tutela della famiglia attraverso sgravi fiscali e quant'altro, il sostegno alla natalità, eccetera eccetera. Quindi non mi sembra un'idea che nasca all'interno del Movimento 5 Stelle, mi sembra che abbia preso quelle che erano le idee del ministro Fontana e le abbia fatte sue, forse perché non avevano altri argomenti, insomma. Va bene, allora ci salutiamo qua. Io ringrazio Iari Colla, che è stato con noi, deputato lombardo della Lega e componente della Commissione Attività Produttive. Grazie, buona giornata, buon lavoro. Grazie a voi e andiamo avanti e complimenti per quello che state facendo, al di là degli attacchi, andate avanti così, perché insomma noi ci siamo e vi sosteniamo. Evviva il senatore Ciampolillo. Evviva Ciampolillo. Buona giornata. Grazie. Qui Parlamento. Torniamo a questo punto ai quotidiani di oggi. Eravamo rimasti a Libero, che in fondo pagina ci accompagna in viaggio con chi va in Svizzera a morire. Un'indagine sull'eutanasia mentre la Francia litiga su un uomo in coma. Ne parla Lucia Esposito. Il viaggio dell'ex magistrato per andare a morire in Svizzera, 1400 chilometri, senza dubbi o ripensamenti. Il fotoreporter Ramazzotti racconta le ultime ore di un uomo che ha scelto di finire la sua vita a Basilea. Mi ha guardato e mi ha detto: ti scorderai di me. Interrotte e poi riprese invece in Francia le cure all'uomo in stato vegetativo da 11 anni. E sempre da Libero vi segnalo anche un altro articolo a pagina 6, botte al leghista. Nessuna solidarietà per mia figlia 17enne aggredita al gazebo, dice il padre della ragazza salita domenica a Lecce. Soltanto degli ignoranti possono far male a una minorenne. Da simpatizzanti ora diventeremo attivisti della Lega, dice il papà di questa ragazza. Ma Gigino, inteso come Di Maio, difende i centri sociali, scrive Libero. Sempre da Libero, il governo non si sintonizza, Radio Radicale verso lo stop. Oggi scade la convenzione, la storica emittente vicinissima alla chiusura, Giacchetti del PD in sciopero della fame e della sete finisce all'ospedale. Ciampolillo ci vuole chiudere a noi, Radio Radicale vive i suoi problemi, ne abbiamo parlato, mentre in maniera anche seria ovviamente, mentre più giovani, più fertili e coi soldi, gli islamici si prendono l'Europa. Presentato alla Camera il rapporto annuale sui musulmani nel vecchio continente, numeri preoccupanti di una egemonia in crescita, dalle banche al gioco del calcio. Per quanto riguarda la presenza in Europa di musulmani richiedenti asilo, sono la stragrande maggioranza dei richiedenti asilo, l'80% sono musulmani. Le cifre della presenza musulmana in Europa dal 2010 al 2016 è cresciuta del 32% la presenza di musulmani in tutta Europa, da 19,5 a 25,8 milioni, in Italia da 2,1 a 2,9, che è un più 38%, in Germania da 3,3 a 4,1 milioni, più 51%. Sono mediamente più giovani di noi, fanno più figli e hanno decisamente più soldi da investire a casa nostra. Parliamo dei musulmani in Europa, i quali in pochi decenni sono destinati a un boom inesorabile, dal 39% a un clamoroso più 193%. A mettere in ordine fatti e dati,
A interrogare interlocutori addetti ai lavori e non ci hanno pensato la Fondazione Fare Futuro e l'Ufficio Studi di Fratelli d'Italia, presentando alla Camera il report di ciò che diventerà il rapporto annuale sull'islamizzazione dell'Europa. Intanto, sempre da Libero, ogni giorno vengono truffati 55 anziani, sono 20.000 all'anno, il governo stanzia 2 milioni per insegnare agli ultra 65enni come sgamare i furbetti dei raggiri, scrive Libero. E ancora da Libero, no, non c'è altro da segnalare per la verità da Libero di oggi. Andiamo dunque a Italia Oggi, che in prima pagina mette un ragionamento a proposito di un politico che ha avuto un certo ruolo nel governo Renzi e insomma poi adesso ne ha un altro. Macron, che non riesce nemmeno a far fronte alla sua quota del 2% del PIL per sostenere le spese della NATO che gli competono, rilancia la palla e propone un esercito europeo destinato, dice lui, a fronteggiare i nemici all'est e gli Stati Uniti. Intanto propone che alle gare per le forniture degli armamenti dovrebbero essere esclusi i paesi non Unione Europea, per cui su piazza rimarrebbero soltanto i francesi e i tedeschi. Macron, scrive Italia Oggi, non vuole però saperne di mettere in comune nell'Unione Europea la sua bomba atomica e il suo seggio nel Consiglio di sicurezza dell'Unione Europea, che costituirebbe il corollario della politica di difesa comune. Il Partito Democratico aderisce a questo disegno anti-italiano e infatti candida come europarlamentare in Italia il braccio destro italiano di Macron a Parigi, mentre Macron candida in Francia, nelle sue fila, l'ex sottosegretario del PD italiano per i rapporti europei, cioè Gozzi. Visto chi lo premia, il sottosegretario tutelava gli interessi italiani o francesi nell'Unione Europea coi governi Renzi e Gentiloni, era legittima domanda. A pagina 2 invece su Italia Oggi vi segnalo il commento di Edoardo Narduzzi. Nonostante i suoi molti errori, Salvini adesso rischia di vincere, la sua politica si colloca in un trend mondiale. Domenica prossima Salvini potrà festeggiare l'ennesimo successo elettorale. Chi si accontenta di analisi banali può limitarsi a pensare che tutto quasi sia legato alle posizioni di Salvini sull'immigrazione, ma i suoi successi a ripetizione nelle regioni varie regionali segnalano una tendenza nell'elettorato italiano più profonda e articolata. Salvini incarna una domanda di rappresentazione politica sempre più nitida nelle società post-ceto medio, post-globalizzazione. Una domanda che si scopre vincente perfino in paesi come l'Australia, dove il PIL cresce da 26 anni. Figuriamoci in Italia, che deve ancora ritornare al livello di ricchezza pro capite pre-crisi del 2008 e dove le tensioni da impoverimento sociale e perdita di competitività sono ben più elevate del paese australe. Mentre fermarsi all'analisi del populismo, scrive Narduzzi, o del sovranismo, aiuta poco o nulla. Servirebbe scendere nel profondo delle mutazioni sociali e reddituali. Insomma, i cittadini vogliono il primo premier di centrodestra della Seconda Repubblica libero da conflitti di interesse, quelli che accompagnarono Berlusconi, e capace di riformare davvero le molte catene con le quali la cultura di sinistra ha rallentato le dinamiche dello sviluppo del PIL italiano. Insomma, Salvini incarna anche la volontà di crescere economicamente, di uscire dalla decrescita, mentre sempre da Italia Oggi vi segnalo anche pagina 6, l'articolo di Max Del Papa ancora intorno a Salvini. Si riparta da Palermo con gli studenti che paragonano Salvini a Hitler e la loro professoressa sospesa da un'ispettrice cattocomunista europeista. Però di tutte queste cose, compresa la scomparsa delle Alpi, è colpa di Salvini. Bella ciao, scrive Max Del Papa, catastrofisti di tutto il mondo, unitevi. C'è un nuovo allarme globale, una nuova angoscia, le api. Le api si stanno estinguendo. Non passa giorno che il TG1, che è l'organo della miscelatura 5 Stelle PD in salsa ambientalista, non martelli sulle api. La causa? I cambiamenti climatici, che la generazione Bertoldo spiega così: se c'è il sole è un disastro, le api non fanno miele, si estinguono. Se piove è una sciagura, le api non fanno miele, si estinguono. Le api hanno resistito alle stagioni per milioni di anni, nel 2019 adesso non ce la fanno più, rischiano di sparire.
Loro non lo sanno, ma i competenti e i democratici avvertono: state in campana, rischiate di estinguervi. Greta ha smesso la cerata da Capitan Findus, ha adottato un costume da Ape Maia, può succedere di tutto a questo mondo. Attentati, stragi, soprusi, violazioni ignobili dei diritti umani, estinzione dei cristiani d'Oriente, si legga il libro spaventoso di Giulio Meotti, La tomba di Dio, ma le api vengono prima. Ma c'è un colpevole soprattutto, che è appunto Matteo Salvini. Salvini non è umano, mentre mastica le api con tutti i pongiglioni, dalla sua bocca esce un suono metallico, poi se ne va satollo e soddisfatto con la perfidia negli occhi. La cosa curiosa è che la professoressa democratica di Palermo, quella degli studenti che paragonano Salvini a Hitler, è stata sospesa non da un sovranista, ma da un'ispettrice cattocomunista, europeista, progressista e di sinistra. Tuttavia è colpa di Salvini. Sempre da Italia Oggi, poi il pezzo di Franco Bechis sul terremoto. Conte dimentica i terremotati e riesce a fare peggio di quanto non hanno combinato i governi Renzi e Gentiloni. La burocrazia impedisce anche quello che si potrebbe fare. A Amatrice, questo Stato che non esiste, manco si è preoccupato di dare una sistemazione ai morti. Il cimitero era stato devastato dalle scosse, le tombe riaffiorate dalla terra rivoltata. A metterci mano la carità della Chiesa. Caritas ha ricostruito 300 loculi con donazioni private. Dove qualcosa è sorto, una piazza, un ristorante, un luogo dove stare insieme, un riparo di fronte a nuove scosse, questo è avvenuto sempre e solo grazie alla carità e alle donazioni di associazioni e privati che da tutta Italia hanno fatto giungere lì la loro solidarietà. Ma lo Stato nelle sue varie forme non c'è. La battuta di un abitante di Amatrice: fino al giugno 2018 per noi lo Stato era qui perché passava qualcuno a farsi la foto. Da allora ad oggi non c'è stata manco più quella. Lasciamo Italia Oggi con la Sardegna che riesuma le province. Che grande trovata d'ingegno dei sardi. Il governatore Solinas, eletto con la Lega, vuole ripristinarle col voto dei cittadini. Ma perché queste regioni non si fanno gli affaracci loro? Hanno l'autonomia? Decidiamo che Sicilia, la Sardegna si facciano gli affari loro, non chiedono più niente allo Stato italiano. Fine della favola. Gestitevela da voi, grattatevi le vostre rogne e godetevi i vostri frutti, naturalmente, senza stare a rompere le palle al resto della comunità italiana. Mentre a Roma è terreno di scontro tra Lega e 5 Stelle, scontro di provincia. Vogliamo dare un servizio ai cittadini, se comuni e regioni non ce la fanno, servono le province, dice Salvini in generale. In Sardegna lo prendono in parola, a quanto pare, mentre sempre dal quotidiano Italia Oggi, ma tratto dall'Arena di Verona, il pezzo di Stefano Lorenzetto sulla religione che è finita in soffitta. Quasi tutti gli under quarantenni non conoscono più niente dei riti religiosi un tempo diffusissimi. Spaesato il vescovo italiano ottantenne che è rientrato dall'Africa. E ha trovato l'Africa qua praticamente. Ha detto: qua nessuno conosce più nulla. Un dato statistico: quando ero bambino, scrive Lorenzetto, nel 64 nella mia parrocchia furono distribuite 137.000 particole in un anno, 375 comunioni al giorno. Una media che oggi non si potrebbe raggiungere neppure regalando biglietti del gratta e vinci. Se i nostri figli dovessero affrontare un esame di cultura generale in materia religiosa, il 99,9% verrebbe bocciato, ma anche quelli della terza generazione del secolo scorso, la mia, avrebbero difficoltà nel ricordare certi canti di chiesa che spopolavano negli anni 50 e 60, scrive Lorenzetto. Un articolo interessante infine su Italia Oggi, dalla pagina degli esteri, Roberto Giardina da Berlino sulle elezioni. La Germania espelle, del 1.000.000 di accolti dalla Merkel, solo 1/10 lavora. Nei primi 3 mesi dell'anno la Germania ha mandato via 60 profughi in media al giorno, circa 5.500 in totale, scrive Roberto Giardina. Adesso abbiamo, credo, il tempo di dare un'occhiata al giornale. Sul Foglio c'è Valerio Valentini che racconta la cronaca di una giornata da infiltrati nel pullman dei leghisti da Grosseto a Milano. La lussuosa station wagon che entra nel parcheggio davanti al velodromo di Viale della Repubblica a Passo d'Uomo, increspando la superficie delle pozze del temporale, e dal lato del guidatore un uomo allampanato. Ma dove vanno questi comunisti? E allora subito s'alza una voce: in culo alla Tumà. E insomma che non saranno contegno e compostezza a movimentare il viaggio diventa chiaro. Da qui, da Grosseto fino a Milano, ci vorranno più di 6 ore
e le prime discussioni erano già fin troppo seriose. Basta poco invece per sfaldare il sussiego. Insomma, cos'è che ha visto? Cosa vogliono da Salvini, cosa pensano del governo, dove vogliono arrivare? Cronaca di un pazzo viaggio, infiltrati in un pullman di militanti da Grosseto alla piazza di Milano. Una giornata da leghisti, si parte alle 8 da Grosseto, pochissimi giovani, poche le donne, sono proprio loro le più operative. Radio Radicale muoia. L'incontro a Sarzana con i leghisti di Livorno, le urla contro gli immigrati appena si arriva a Milano, fate schifo. La distribuzione infinita dei gadget, la difesa del saluto romano, allearsi con Casa Pound perché no, i grillini grulli, le faide interne alla Lega Toscana, il processo dei militanti a Ceccardi, è razzista, parla solo di migranti, una miracolata senza umiltà. Insomma, uno schifo è venuto fuori da questo reportage de Il Foglio di Valerio Valentini, infiltrato nel pullman dei leghisti da Grosseto a Milano. Tra poco invece la facciamo corta con le sigle, perché parliamo con Maurizio Blondet appunto del putsch dell'onestà, il titolo di un suo commento sul suo sito maurizioblondet.it. Ciao Ruspa, come butta? Guarda che sei in onda! Donare il 2 per 1000 alla Lega è importante per i progetti di Matteo Salvini? Sì, la gente lo sa. Sa pure che D43 è il codice da scrivere sulla dichiarazione dei redditi. Sì, D43! Lo sa. E che se lo dice al suo commercialista fa tutto lui. È bravo Ruspa. D43 è una sigla importante. Serve a dare più forza ai progetti che Matteo Salvini vuole realizzare. Quest'anno il 2 per 1000 donalo alla Lega di Matteo Salvini. Dillo al tuo commercialista. Donare il 2 per 1000 alla Lega è un'ottima azione. www.2per1000lega.it. Per la tua pubblicità su Radio Padania Libera, scrivi a spot@radiopadania.net. Sono Giovanna, Mondoflex. Voglio presentarvi una nuova promozione Mondoflex, un materasso in memory ergonomico a 2 strati completamente sfoderabile a soli 199 euro. Con Mondoflex dormite sonni tranquilli. Vi aspetto! A Treviolo e a Melzo, il sabato orario continuato. Mondoflex reti e materassi. A Treviolo, Melzo, Monza, Erba, Crema, Castelmella, Brescia e Desenzano del Garda. Mondoflex, fornitore ufficiale Atalanta Bergamasca Calcio. Messaggio per tutti gli imprenditori, gli artigiani, i commercianti, i liberi professionisti. Hai un'attività? Dei prodotti da promuovere? Prova la pubblicità sulla nostra radio. Radio Padania ha preparato per te una grande promozione per aiutarti a sostenere la tua attività a tariffe davvero straordinarie. Informati, vedrai che si può fare. Mandaci una mail all'indirizzo spot@radiopadania.net. Con Radio Padania si può fare. In quanti ti promettono trasparenza, ma alla fine ti ritrovi sempre con il bollino rosso e non puoi dire quello che pensi. Radio Padania Libera. Non ha filtri né censure. Ascolta la gente e parla come la gente. Radio Padania Libera. La radio con il bollino verde. Si avvicina il compleanno della mamma, del papà o dei nonni? Regalate genuinità, regalate i prodotti di Alberto Acerbis. Ciao! Buongiorno a tutti voi, Oggi voglio ricordarvi la nostra crema alla bava di lumaca, che fa parte della nostra linea cosmetica ormai da 20 anni, la nostra crema alla bava di lumaca biologica, ripeto, biologica Rimas. Perché dico questa cosa? Perché la biologicità di un prodotto garantisce il consumatore in tutta la sua qualità. Marchio registrato a livello nazionale, l'80% di bava di lumaca e olio di argan. Quindi una crema straordinaria, ma molti di voi la stanno usando e grazie, contro rughe e cicatrici, è coadiuvante contro la psoriasi, le dermatite, è fantastica come crema dopo sole per evitare le scottature. Rimas per voi con la nostra crema alla bava di lumaca biologica, totalmente italiana,
con l'80% di mucopolisaccaride, 35 euro. Consegna gratuita in tutta Italia. Essendo un prodotto certificato biologico, non è un'industria, non ne facciamo 1500 al giorno, quindi se la volete prima delle vacanze chiamate, perché è molto utile averla con voi, perché va molto bene anche dopo se vi punge un insetto, una zanzara, un'ape, va molto bene contro il prurito. 030 68 40 408. Attenti alla promozione. 35 euro la crema alla bava di lumaca a casa vostra, trasporto gratuito, e con l'aggiunta di 5 euro, e non è uno scherzo, una crema per il corpo al latte d'asina e all'olio di oliva, anch'essa biologica. Avete capito bene? Il numero è questo: 030 68 40 408. Io direi via le telefonate per questa assurda, bellissima, pazzesca promozione. Chiamate adesso. Alla prossima. Ciao. Va ora in onda Sulla Notizia.